Il direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali della Regione del Veneto, mi occupo da, non dico gli anni se no scoprite la mia età, però da tanti anni di acquisti verdi, e siamo con questa edizione, con questo appuntamento di oggi, iniziamo un percorso di sensibilizzazione e di formazione sui nuovi CAM, quelli usciti nell'estate del 2024, che sono entrati in vigore all'inizio di quest'anno, del 2025. Come amministrazione regionale da anni appunto cerchiamo di sensibilizzare il territorio, le stazioni appaltanti, il mondo delle imprese sulla conoscenza e di questi decreti. I CAM sono dei decreti ministeriali in particolari categorie merceologiche che danno indicazioni agli operatori, in particolare sono obbligatori per le stazioni appaltanti, ma anche dal mondo delle imprese danno degli stimoli a produrre e a migliorare i loro processi produttivi, il mondo delle imprese in termini di sostenibilità. Quindi abbiamo da qualche anno integrato queste iniziative di formazione con la testimonianza sempre di qualcuno che viene anche dal mondo delle imprese. Oggi inizia un percorso che verrà replicato, l'approfondimento di queste tematiche verrà replicato anche in altre 2 tappe, quindi chi se conoscete qualcuno che si è perso questo appuntamento e ha interesse in queste materie che sono il CAM strade e il CAM sull'efficienza energetica, i contratti EPC, nonché il CAM eventi, che è uno dei CAM che sono entrati in vigore prima ma che ha una diffusione, la più ampia diffusione, per cui abbiamo ritenuto di inserirlo a corollario della giornata per continuare a sostenere la sua conoscenza. Ecco, questo percorso, come vedete nella locandina, continuerà, avrà altre 2 tappe che si replicheranno con più o meno le stesse caratteristiche a Verona e a Belluno ad ottobre. L'iniziativa dall'anno scorso, in questo percorso di sensibilizzazione, abbiamo un partner qualificato che è la Fondazione Venezia Città Mondiale della Sostenibilità, e che è diventata nostro partner l'anno scorso per il forum, che è l'appuntamento annuale che facciamo a Venezia da ormai 9 anni. Quindi se c'è qualcuno della Fondazione che vuole venire a fare un saluto, prego. Buongiorno a tutti, sono Anna Deste e lavoro appunto alla Fondazione. Vi porto i saluti del mio direttore Alessandro Costa, che purtroppo non è riuscito a raggiungerci subito, ma dovrebbe raggiungerci a breve. Come saprete ci sono stati anche ritardi sulla linea purtroppo per arrivare qui a Vicenza. L'obiettivo della Fondazione, che ci ha spinto a collaborare con Regione del Veneto per questo forum e questo ciclo di appuntamenti, è uno degli obiettivi fondamentali, che è la condivisione di conoscenza e di buone pratiche per la transizione sostenibile, e quindi i CAM sono un punto fondamentale di partenza. E quindi oltre al forum, che come ha già detto la dottoressa Tambato siamo al 2° anno, ma speriamo di continuare a collaborare proficuamente gli anni prossimi, abbiamo deciso di fare questo ciclo di seminari per portare l'informazione sul territorio. Quindi nell'ottica di non farvi venire tutti a Venezia, abbiamo pensato di portare i contenuti e divulgare i contenuti anche sul territorio del Veneto. Speriamo che questa sia un format divulgativo con più impatto, e questa è la prima puntata, vedremo le altre 2 occasioni, ma sono molto fiduciosa. Grazie a tutti e buon forum. Bene, grazie. Grazie Anna. L'iniziativa ha anche il credito dell'Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Vicenza, quindi se c'è un rappresentante dell'Ordine degli Architetti che vuole portare i propri saluti è benvenuto.
Vabbè, allora se non c'è direi che darei l'inizio intanto a questa giornata. Immagino che siate tutti appunto operatori del settore, quindi o lato stazioni appaltanti, quindi rappresentanti funzionari tecnici dei comuni o delle imprese. Come dicevo, i CAM sono questi decreti ministeriali che costituiscono un obbligo per le stazioni appaltanti e vengono redatti a livello di Ministero con gruppi di lavoro misti composti da rappresentanti delle varie associazioni anche private, associazioni di categoria, imprenditori, quindi sono il risultato di un tavolo di confronto che dovrebbe avere già quindi recepire tutte le innovazioni nel settore merceologico di riferimento. In particolare per questi decreti vengono poi periodicamente aggiornati. Quindi l'occasione di far conoscere gli ultimi decreti ministeriali è proprio per dare la possibilità anche di conoscere quelle che sono le novità del settore, in quel particolare settore merceologico. Iniziamo la giornata di oggi con un approfondimento sul CAM Strade. CAM Strade è un decreto che ha avuto, diceva Paolo in occasione del forum, una gestazione molto lunga di 10 anni, a testimonianza che spesso queste discussioni, questi tavoli di lavoro misti trovano parecchie resistenze. Però siamo qui a conoscerlo e Paolo ce lo presenterà, che è il rappresentante di punto 3 e quindi da anni che si occupa di temi sugli acquisti verdi, ma abbiamo anche la testimonianza che lo affianca di un'impresa a dimostrare che il settore imprenditoriale è pronto con delle offerte ben articolate sui servizi. Iniziamo. Ok, adesso ci sono. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo primo momento appunto di incontri territoriali che appunto la Regione del Veneto ha previsto appunto per quel che riguarda la diffusione della conoscenza dei criteri ambientali minimi. Ecco, per quel che riguarda i CAM, come appunto Giulia diceva, questi sono ad oggi 21 criteri ministeriali che dettano quelle che sono le regole di inserimento di criteri di sostenibilità in altrettanti voci di approvvigionamento pubblico, quindi parliamo di 21 ambiti di approvvigionamento pubblico normati dai CAM, quindi andiamo dalla ristorazione collettiva al servizio di pulizia, alla fornitura di carta, alle infrastrutture stradali, all'edilizia, alla fornitura di prodotti tessili e così via. È chiaro che i CAM sono, come dire, la risposta italiana del nostro Paese a una serie di stimoli che l'Unione Europea fin dalla fine degli anni 90 ha iniziato a dare agli Stati membri. Ecco, credo, sulla base insomma della mia esperienza, che ormai è di oltre 20 anni per quel che riguarda il GPP, che diciamo una delle norme, anche se forse tra tutte le, come dire, norme europee, la comunicazione della Commissione europea è una delle più deboli, no, rispetto alle direttive o ai regolamenti comunitari. Ma questa comunicazione, la 302 del 2003, ha avuto il merito di chiedere, di invitare in chiave assolutamente volontaria gli Stati membri a dotarsi di una politica nazionale di Green Public Procurement, quindi di acquisti verdi, di acquisti sostenibili, per quel che riguarda appunto le pubbliche amministrazioni. L'Italia è stata uno dei primi Stati membri a dotarsi di un piano che via via è stato aggiornato
fin dall'ultimo aggiornamento decreto ministeriale del 3 agosto del 2023 che aggiorna appunto il cosiddetto piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement o PAN GPP. Ecco, questo piano che merito ha? Ha il merito di fatto di andare a colmare una lacuna che c'era rispetto al precedente piano, che faceva riferimento a un quadro normativo assolutamente diverso rispetto a quello in cui questo piano si è inserito nel 2023. Diciamo, una delle, dal mio punto di vista, più importanti novità, anche perché se ne parlava appunto da diversi anni, è che questo piano dà la possibilità all'ente di accreditamento nazionale e agli enti di certificazione e anche chiaramente agli enti normatori di arrivare a creare una certificazione di conformità ICAM, quindi una certificazione rilasciata da un ente terzo di conformità ICAM. Questo chiaramente potrebbe rappresentare, se effettivamente questa possibilità verrà concretizzata anche in tempi brevi, può rappresentare a tutti gli effetti un importante sviluppo dell'applicazione dei CAM, proprio perché effettivamente i CAM, come poi vedremo, presuppongono delle conoscenze tecniche comunque importanti, sia da parte appunto dei tecnici, sia da parte appunto delle aziende, sia da parte chiaramente delle stazioni appaltanti. Quindi avere comunque una certificazione che si porta dietro tutte quelle che sono le evidenze di conformità e le verifiche di conformità che sui prodotti o sui servizi che spettano alla stazione appaltante potrebbe chiaramente essere un vantaggio non da poco. Vedremo effettivamente cosa succederà. Quando si parla di Green Public Procurement non si può non parlare di quelle che sono le norme quadro sugli appalti dei lavori, servizi e forniture sia a livello europeo che a livello comunitario, quindi nel caso appunto del nostro Paese non possiamo far altro che accennare in questa sede al codice dei contratti pubblici. Codice dei contratti pubblici che fin da quello del 2016 e anche appunto ai sensi dell'attuale sancisce l'obbligo di applicazione dei CAM, di questi 21 criteri ministeriali che appunto elencano quelli che sono i criteri di sostenibilità da inserire appunto negli affidamenti pubblici, rispetto ai quali questi decreti sono stati definiti, sono stati scritti. Parliamo dell'articolo 57,2 del codice che appunto chiede alle stazioni appaltanti di contribuire al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità del piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement, almeno inserendo le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM. Quando la stazione appaltante affida all'offerta economicamente più vantaggiosa, è tenuta a prendere in considerazione i criteri premianti contenuti all'interno dei CAM. L'applicazione dei CAM presuppone un ulteriore sforzo da parte della stazione appaltante, cioè quella di valorizzare economicamente quell'affidamento, proprio perché non sempre, ma spesso accade che l'applicazione dei CAM determini una lievitazione di quelli che sono appunto i costi associati a quel determinato approvvigionamento. La recente legge di conversione del cosiddetto decreto infrastrutture ha di fatto corretto, o per meglio dire meglio enunciato, l'ultima parte dell'articolo 57,2, dove effettivamente si fa riferimento in modo esplicito ai criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi, quindi ai CAM edilizi che vanno applicati relativamente a quelli che sono gli interventi di ristrutturazione, compresi demolizione e ricostruzione, in funzione della tipologia di intervento e anche della localizzazione delle opere da realizzare. C'è questo, diciamo, primo riferimento che il codice fa all'applicazione dei CAM, in particolar modo ai CAM edilizi, ma vale lo stesso discorso anche per i CAM strade, ci permette di arrivare ad evidenziare un primo elemento fondamentale, cioè che i CAM strade e i CAM edilizia si inseriscono comunque in
approvvigionamenti in gare particolarmente complesse che vanno in qualche modo customizzate caso per caso, e quindi anche la stessa applicazione dei CAM, a seconda della natura dell'intervento, può essere in qualche modo chiaramente non superata totalmente, ma calata rispetto a quella che è la natura dell'intervento, nonché, come vedremo, anche l'eventuale non coerenza di un determinato contenuto dei CAM edilizia o dei CAM strade rispetto appunto alle norme tecniche di settore o a norme sovraordinate. Quindi questo è chiaramente un altro aspetto che accompagna, diciamo così, in particolar modo i CAM strade e i CAM edilizia. L'articolo 57 si trova nel libro secondo, parte seconda del Codice degli appalti pubblici, dedicato a istituti e a clausole comuni, che quindi hanno natura trasversale rispetto a qualsiasi tipologia di appalto di concessione. Questo significa che i CAM vanno obbligatoriamente applicati almeno per le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, scusate che mi gira, ecco, vanno obbligatoriamente applicati almeno per le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, mentre i criteri premianti sono facoltativi, come sono facoltativi, anche se fortemente, come dire, raccomandati dal Ministero dell'Ambiente. E un altro capitolo che in alcuni CAM di criteri, che in alcuni CAM troviamo, i criteri di selezione dei candidati o dei professionisti a seconda dei casi, sono anche questi dei contenuti non obbligatori. Come si diceva appunto, i CAM sono 21 ad oggi, sono scaricabili direttamente in formato PDF all'interno della sezione del sito del Ministero dell'Ambiente dedicata appunto ai CAM, a questo link, insomma, per intenderci. Ecco, una cosa molto importante che troviamo appunto in alcuni CAM, soprattutto diciamo nei CAM che sono stati scritti diciamo negli ultimi anni, è appunto subito dopo diciamo, il titolo del capitolo specifiche tecniche e clausole contrattuali, il riferimento al fatto che questi contenuti appunto sono obbligatori ai sensi appunto dell'articolo 57,2 del codice. Molto importante è il riferimento invece che viene fatto per quel che riguarda i criteri premianti. Appunto il Ministero dell'Ambiente raccomanda l'applicazione appunto di almeno uno dei criteri premianti contenuti all'interno dei CAM, attribuendo a questi ai criteri premianti dei CAM una quota significativa del punteggio tecnico attribuibile. Ecco, sulla base appunto della mia esperienza appunto concreta per quel che riguarda anche le difficoltà applicative da parte delle stazioni appaltanti nell'applicazione appunto dei CAM, è molto importante appunto fare attenzione a questo invito, a questo riferimento molto, molto chiaro e netto che il Ministero fa, cioè di attribuire una quota significativa del punteggio tecnico attribuibile ai criteri premianti contenuti all'interno dei CAM. Qui ci viene appunto in aiuto sempre una comunicazione, la comunicazione 398 del 2014, che stabilisce che quando le stazioni, attraverso la quale l'Unione Europea, per meglio dire, raccomanda alle stazioni appaltanti di attribuire almeno il 15% sul punteggio totale ai criteri premiali di carattere ambientale. Quindi questo è, diciamo, un elemento, una soglia da tenere in considerazione, visto un richiamo forte ma piuttosto generico che il Ministero fa all'interno appunto di alcuni contenuti appunto di alcuni decreti dei CAM.
Andando a prendere in considerazione i nostri CAM strade, noi abbiamo appunto CAM che fanno riferimento, un po' come CAM edilizia, a due famiglie di affidamenti, la progettazione e la realizzazione di lavori. Abbiamo affidamenti di progettazione o realizzazione di lavori relativi alla costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali. Parliamo di un decreto ministeriale del 5 agosto del 2024 che è entrato appunto in vigore dal 21/12 appunto del 2024. È chiaro che questi CAM si inseriscono in un flusso progettuale che ha più livelli, come sapete, insomma, che precede poi quella che è la realizzazione dei lavori. Quindi rispetto appunto a un CAM, ad esempio legato a una fornitura, che chiaramente in cui la data di entrata in vigore di fatto è una sorta di rapporto on-off, cioè entra in vigore quel giorno, io da quel giorno devo applicare quel determinato CAM. Qui chiaramente appunto io mi devo porre la domanda: ma nel momento in cui ad esempio ho approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica prima del 21/12 del 2024, cosa faccio? Visto che i CAM non erano obbligatori e non li ho applicati, cosa faccio? Torno indietro, riscrivo il progetto di fattibilità tecnica ed economica o vado avanti? Secondo la mia interpretazione, e chiaramente interpretazione non solo mia ma anche di altri, per progetti approvati prima del 21/12 del 2024 i CAM strade non vanno applicati, per progetti applicati dopo il 21/12 del 2024 i CAM strade invece vanno sicuramente applicati. Ripeto, parliamo di una interpretazione non ufficiale, per trasparenza ve lo dico, come esprimo lo stesso concetto nel momento in cui mi trovo in contesti analoghi a questo. Però ecco, sulla base appunto della mia esperienza, non solo della mia esperienza, diventa molto difficile chiaramente riprogrammare e rivedere a ritroso progetti già approvati chiaramente. E nel momento in cui applico i CAM a valle del processo di progettazione e di affidamento della progettazione o applico i CAM in corrispondenza dell'affidamento dei lavori, il problema è quello di non garantire una coerenza tra, ad esempio, l'affidamento dei lavori e i contenuti progettuali, coerenza tecnica ma anche coerenza di tipo economico naturalmente. I CAM strade, sull'ambito di applicazione ve l'ho già detto, ecco, i CAM strade fin appunto dall'ambito di applicazione sottolineano quel concetto di cui vi ho parlato in precedenza, cioè quando alcuni dei contenuti di questi CAM sono in contrasto con le norme tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM, di cui poi parleremo, fornisce motivazione della non applicabilità di quel contenuto indicando i riferimenti normativi. Quindi questo è un primo elemento che troviamo pari pari anche per i CAM edilizia, dove di fatto il progettista nel momento in cui gli viene affidato la progettazione di un intervento che deve applicare i CAM, può dimostrare la parziale non applicazione dei CAM a fronte chiaramente di una motivazione di carattere tecnico o normativo. Si parlava del flusso di progettazione, chiaramente con l'attuale codice, come sapete, abbiamo due livelli di progettazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo che precede la realizzazione dei lavori. Il progetto di fattibilità tecnica economico viene ad essere preceduto da una serie di altra documentazione progettuale, tra cui il quadro esigenziale, il documento delle alternative progettuali e il DIP. Il DIP è
quell'elaborato progettuale documento progettuale dove ai sensi dell'allegato 1.7 dell'attuale codice vanno ad essere inseriti i CAM. Quindi rispetto al precedente codice, per quel che riguarda appunto l'affidamento della progettazione, per i CAM appunto che insistono sulla progettazione CAM strade e CAM edilizia, noi abbiamo esplicitata l'indicazione di dove inserire i CAM. Quindi a maggior ragione appunto quella valutazione che ho fatto all'inizio rispetto alla data di applicazione dei CAM, rispetto a dove mi trovo con il mio flusso progettuale, dal mio punto di vista trova una motivazione anche tenendo in considerazione i contenuti di questo allegato. Ripeto, è una mia interpretazione, anche di altri, ma non è una interpretazione ufficiale espressa da chi ha competenze specifiche in materia. Ecco, la relazione CAM è di fatto lo strumento più importante che troviamo appunto richiamato sia come documento elaborato progettuale negli affidamenti di progettazione, ma anche come appunto clausola contrattuale. La relazione CAM è quell'elaborato progettuale attraverso il quale il progettista spiega, illustra il progetto andando ad evidenziare quei contenuti, quelle scelte progettuali fatte anche in conformità ai CAM. Nella relazione CAM il progettista elenca anche gli elaborati progettuali analizzando i quali la stazione appaltante può ritrovare il riferimento di quei determinati criteri richiamati all'interno dei CAM. Nella relazione CAM il progettista va anche a motivare l'eventuale applicazione parziale di alcuni contenuti dei CAM. Ecco, sulla base anche qui della mia esperienza, mi è capitato diverse volte di supportare stazioni appaltanti nell'analisi della relazione CAM per quel che riguarda appunto l'applicazione dei CAM edilizia, ancora non mi è capitato per i CAM strade, e quello che ho notato è una non coerenza per quel che riguarda i contenuti di questa relazione, proprio perché chi ha scritto i CAM dà queste indicazioni, diciamo, generali dei contenuti della relazione CAM senza esplicitare ad esempio un format attraverso il quale uguale per tutti i progettisti, attraverso i quali appunto il progettista elabora la relazione CAM, in modo tale che la stazione appaltante abbia relazione CAM tra loro comparabili. Vi annuncio che il Ministero dell'Ambiente ha creato un gruppo di lavoro finalizzato proprio a creare un format di relazione CAM per il CAM edilizia e il CAM strade, e questo chiaramente è una buonissima notizia. Ecco, come per i CAM edilizia, anche questi fanno riferimento al rapporto che esiste, che intercorre tra i CAM e i protocolli di sostenibilità energetica ambientale riconosciuti a livello nazionale o a livello internazionale. Quindi quando vi è una corrispondenza, una coerenza tra le prestazioni ambientali previste dal protocollo di sostenibilità energetica ambientale e i CAM, io stazione appaltante posso accettare un elaborato progettuale redatto in conformità a un protocollo di sostenibilità energetica ambientale. Devo però essere messo in condizione, io stazione appaltante, dal progettista nella relazione CAM, di capire che effettivamente quel progetto elaborato in conformità a quel determinato protocollo di sostenibilità energetica ambientale contenga almeno gli elementi obbligatori previsti dai CAM. Andiamo a prendere in considerazione alcuni contenuti dei CAM strade. Per quel che riguarda l'affidamento della progettazione, vedete abbiamo la relazione CAM richiamata anche come clausola contrattuale. Poi abbiamo una serie di riferimenti anche alla coerenza di fatto
del progetto in fase e in particolar modo di alcuni capitoli, di alcuni contenuti appunto dei CAM che vanno appunto esplicitati nel capitolato speciale d'appalto. Poi abbiamo invece le specifiche tecniche relative all'affidamento del servizio di progettazione e vi do alcuni contenuti se gira le slide. Ecco, sulla relazione CAM abbiamo parlato, anche su questi. Ecco, il primo criterio è la sostenibilità ambientale dell'opera. Ecco, qui noi abbiamo il fatto che, ecco, questo lo ritroviamo anche per i CAM edilizia, ogni criterio ha elencato gli interventi a cui si riferisce, quindi per nuova costruzione di strade, adeguamento, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strade esistenti, il progetto prevede sistemi atti a ridurre le diverse forme di inquinamento. Questo, diciamo, è un ribadire indicazioni di altre norme. Qualora il progetto insista su aree a verde pubblico, chiaramente vanno ad essere applicati i corrispondenti CAM del verde pubblico. Ecco, poi si fa riferimento a una serie di caratteristiche che i materiali utilizzati per gli interventi devono possedere. Si fa in particolar modo riferimento all'indice di riflessione solare, quindi chiaramente questo riferimento è relativo a specifiche tipologie di strade e di interventi, è finalizzato a ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore. E si ha poi invece un riferimento esplicito anche alle pavimentazioni stradali in galleria. Qui si richiede in modo obbligatorio la valutazione tecnico-ambientale sull'opportunità dell'utilizzo, quindi non l'utilizzo, ma la valutazione dell'opportunità di utilizzo di materiali che abbiano un coefficiente medio di luminanza non inferiore a 0,1. Chiaramente questa scelta invece è motivata per arrivare a incentivare l'uso di materiali chiari all'interno delle gallerie e quindi per ridurre quello che è il consumo energetico per l'illuminazione delle gallerie. Quindi una motivazione sempre importante in termini di sostenibilità, ma diversa rispetto appunto alla precedente. Intanto che provo a girare le slide, volevo dirvi che sia per i CAM strade come che per i CAM edilizia, voi avete riferimento a una serie di criteri che sono generali, sono dei veri e propri inviti alla progettazione, indirizzi alla progettazione, e altri invece criteri molto specifici che si portano dietro appunto anche delle soglie. Questa è una scelta che chi ha scritto i CAM ha fatto in modo consapevole, quindi alcuni criteri vogliono essere appunto degli input al progettista, alla progettazione, altri invece vogliono essere dei veri e propri vincoli alla progettazione. Ad esempio, per quel che riguarda il riutilizzo del conglomerato bituminoso, ho ancora un quarto d'ora, grazie. Ecco, qui invece abbiamo un importante indirizzo. Quindi per interventi di risanamento profondo, che quindi includono lo stato di fondazione, il progettista adotta soluzioni tecniche tali da consentire l'utilizzo di almeno il 70% in volume di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti. Quindi, come vedremo anche dall'intervento poi insomma del collega, i CAM, sia CAM strade che CAM edilizia, per alcune tipologie poi di materiali, in questo caso parliamo di interventi, ma anche per i materiali da costruzione e i materiali utilizzati nelle infrastrutture e per gli interventi edilizi, richiedono determinate soglie, determinate percentuali da raggiungere, che possono essere raggiunte dalla
da questi 3 contributi: materia recuperata, materiale recuperato, e/o materiale riciclato, e/o sottoprodotti. Quindi se freso, tornando al criterio, se freso il tappeto d'usura, il binder e lo strato di base, chiaramente io devo garantire appunto il 70%. Per interventi di risanamento profondo, che però non includono lo strato di fondazione, si applicano quelli che sono i livelli, le percentuali riportate nel criterio 2.3.1 circolarità dei prodotti da costruzione, che sono appunto percentuali, come potete vedere, più basse, maggiori o uguali, nel caso diciamo per quel che riguarda la soglia più elevata, maggiori o uguali del 35%. Quindi questo è un primo diciamo input molto importante che questi CAM danno. Ecco, un'altra cosa molto importante dei CAM strade, se ragioniamo in termini di economia circolare, è che nelle tecniche di riciclaggio a freddo, ossia base a freddo e strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione in situ mediante macchine stabilizzatrici, può essere impiegato direttamente il fresato d'asfalto proveniente dalla demolizione di quella strada. Questo è molto molto importante. Quindi non devo preoccuparmi che quel fresato d'asfalto vada in un impianto autorizzato, ma lo riutilizzo direttamente lì. Questo è, dal mio punto di vista, e non solo dal mio punto di vista, uno dei più grandi risultati che questi CAM hanno raggiunto. Sì. Chiaramente dobbiamo tenere sempre in considerazione quelle che sono le norme tecniche di settore, la coerenza con le norme tecniche di settore, ma in termini chiaramente di riduzione dei rifiuti abbiamo un input molto importante. Chiaro che anche qui probabilmente, visto che mi rivolgo a tecnici, avrete letto in diversi siti del settore che i CAM spingono all'utilizzo del fresato d'asfalto. È vero, tutto però deve essere chiaramente coerente a quello che è il rispetto della portanza dell'infrastruttura stradale. Chiaramente quello rimane il punto di riferimento fondamentale che, come dire, è prevalente rispetto a quelle che sono le indicazioni dei CAM. Ecco, per quel che riguarda appunto, ripeto, i prodotti da costruzione, i materiali da costruzione, tutte le percentuali che sono riportate all'interno dei CAM, che sono appunto generali e poi vengono calate anche su alcune categorie di materiali, tra cui i cementi, faccio da un assist al relatore successivo, sono da intendere appunto come somma delle 3 componenti: materiali riciclati, e/o materiali recuperati, e/o sottoprodotti. Ecco, chiaramente noi ci dobbiamo porre poi una domanda su come riconoscere un materiale edile o un materiale utilizzato per un'infrastruttura stradale conforme ai CAM. Ecco, qui chiaramente ci vengono in aiuto una serie di certificazioni, di cui vi accennerò. Cosa molto importante è che voi avete un elenco di materiali da costruzione che è chiuso. Cosa significa? Significa che i CAM vanno applicati solo ed esclusivamente per quelle categorie di materiali da costruzione che sono elencati all'interno del decreto. Nel momento in cui una stazione appaltante chiede, come spesso accade, la conformità ai CAM anche per materiali che sono fuori da quell'elenco, fa un errore. E questo errore in qualche modo non deve essere, come dire, assecondato anche dai progettisti. Alcuni produttori di prodotti fuori dai CAM stanno cercando appunto anche da un punto di vista legale, di dimostrare che la non applicabilità per i loro prodotti
dei CAM. Chiaro che poi un'azienda, se ha le competenze e le capacità tecniche produttive di conformarsi ai CAM o di raggiungere comunque elevati livelli di materiale riciclato anche per prodotti che non rientrano in questo elenco chiuso, richiesto dai CAM, chiaramente il progettista lo può presentare nel suo progetto quel materiale o quei materiali come migliorie, ma di fatto, ripeto, l'elenco dei materiali da costruzione è chiuso. Come è stato creato questo elenco? Sulla base dei risultati di analisi LCA, quindi di analisi che hanno sulle infrastrutture stradali e per quel che riguarda gli interventi edilizi evidenziato le categorie di materiali da costruzione che sono responsabili dei maggiori impatti ambientali associati a quei determinati interventi, sui quali quindi in modo prioritario si interviene. Concludo facendovi appunto una piccola carrellata sulle certificazioni. Allora, noi abbiamo l'EPD, la dichiarazione ambientale di prodotto, è una LCA, quindi una valutazione dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, certificato da un ente terzo. L'EPD è un'evidenza di conformità quando è ancorata al criterio, alla soglia minima di materiale riciclato, recuperato e o sottoprodotto richiesta dei CAM. Cosa significa? Che se io ho l'EPD su un cemento costituito dal 100% da cemento vergine, anche se ho l'EPD, quel cemento non è conforme ai CAM. Sembra semplice, ma chiaramente il progettista, la stazione appaltante, deve appunto arrivare dalle risultanze appunto dello studio LCA a capire se, o comunque formalmente richiedere chiaramente, la percentuale appunto richiesta dei CAM sul prodotto certificato. Quindi la sola certificazione non mi permette automaticamente di garantire la conformità ai CAM. Poi abbiamo appunto Remade in Italy. Remade in Italy è una certificazione italiana riconosciuta da Accredia che appunto certifica la percentuale di materiale riciclato, solo però riciclato, si fa per dire, presente all'interno di un qualunque prodotto. Quindi Remade in Italy ha la forza di avere disciplinari di fatto per tutte le tipologie di materiali. Plastica seconda vita è analogo al Remade in Italy, ma è specifico appunto per la plastica, quindi certifica la percentuale di plastica riciclata all'interno di un prodotto, di un manufatto. Non c'è batteria. Ecco. No, okay. Ecco. Poi abbiamo una prassi di riferimento, la 88 del 2020, entrata in vigore il 6 luglio del 2020, che invece dà delle indicazioni agli enti di certificazione su come redigere rapporti di conformità riferite alla percentuale di materiale riciclato e o recuperato e o sottoprodotto presente all'interno di un determinato manufatto. Chiaramente questa prassi di riferimento è perfettamente coincidente a quelle che sono chiaramente le richieste dei CAM. Concludo facendo una piccola digressione sul legno. Ecco, il legno, sia in edilizia come il legno eventualmente utilizzato nelle infrastrutture stradali, deve provenire da una gestione legale e sostenibile dei boschi e delle foreste. Noi siamo in Veneto e la Regione Veneto è una delle regioni che ha spinto maggiormente a livello nazionale nell'ambito di PFC Italia in particolar modo, ma non solo, anche all'interno poi di FSC Italia, la gestione legale e sostenibile dei boschi e delle foreste. Quindi parliamo di 2 certificazioni che riguardano la gestione forestale. Per un albero tagliato almeno uno ne deve essere piantato. Il bosco viene gestito da maestranze che non vengono pagate in nero, che
per il settore non è proprio così scontato. L'altro elemento è chiaramente il fatto che ogni passaggio che il legno fa per diventare, ad esempio, legno utilizzato in edilizia o per un'infrastruttura stradale, a sua volta presuppone che chi tratta, modifica l'unità di vendita del legno deve essere a sua volta certificato per garantire la tracciabilità appunto del legno, proprio perché appunto noi siamo fra i più grandi importatori di legno a livello europeo, ma il 20% del legno non sappiamo da dove arriva, è importato in nero. Quindi chiaramente avere comunque la possibilità attraverso i CAM e attraverso chiaramente l'elevato e aggregato potere di acquisto delle stazioni appaltanti di promuovere la gestione legale e sostenibile dei boschi e delle foreste, ma anche la commercializzazione legale del legno, è chiaramente un risultato molto importante se ragioniamo in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Io ho concluso il mio intervento, sono poi chiaramente a disposizione per domande ulteriori. Chiaro che, rivolgendomi in particolar modo ai progettisti presenti, è la relazione CAM che fa la differenza in questo contesto, è la relazione CAM che diventa di fatto il volano che permette in maniera poi determinante in ogni fase dell'affidamento e dell'intervento di garantire quella che è l'applicazione dei CAM. I contenuti della relazione CAM diventano vincolanti anche per l'aggiudicatario dell'appalto dei lavori, il quale chiaramente poi rispetto ai contenuti della relazione CAM e rispetto ai contenuti dei CAM dovrà, ai sensi di questi CAM, dei CAM strade, garantire una gestione del cantiere secondo una serie di procedure di sostenibilità finalizzate chiaramente alla corretta gestione dei rifiuti, alla riduzione dei fumi, rumori e via dicendo, ma dovrà anche dimostrare che effettivamente quei materiali con quella quota di materiale riciclato e o recuperato e o sottoprodotto entrano realmente poi all'interno del cantiere. Questo è di fatto un po' il ruolo che i progettisti hanno, che è un ruolo, ripeto, fondamentale e da protagonisti. Prego. Bene, grazie dell'intervento molto chiaro. Prima di passare la parola a Stefano Rignanese di Maccaferri, che ci parlerà appunto dell'utilizzo del calcestruzzo riciclato nei gabbioni e nei materassi in un approccio sostenibile e funzionale, una battuta. Sì, ha dato un forte input Fabbri nell'indicarci come progettare quindi questa relazione CAM, ma ci ha dato anche una possibile guida, no? Il fatto che il Ministero stia cercando di fare una checklist, una struttura che permette da un lato ai progettisti di avere una traccia collaudata per predisporre una relazione completa che tocchi tutti i punti dei criteri ambientali minimi, ma anche lato stazioni appaltanti di avere una guida e un elemento, diciamo, di verifica, perché il problema della stazione appaltante, e questo è il motivo per cui CAM agganciano alle certificazioni la prova della sostenibilità ambientale, perché sennò ognuno potrebbe autodichiarare qualsiasi cosa. Le stazioni appaltanti non possono essere tuttologhe e quindi l'avere o richiedere in fase di gara una certificazione come quelle indicate permette alla stazione appaltante di avere la prova della serietà di chi lavora in questi settori. Prima non l'ho detto, voglio anche segnalare che in tutti questi anni che abbiamo fatto formazione sul tema degli acquisti verdi, in passato abbiamo anche prodotto cose analoghe a quelle che sta facendo il Ministero, cioè dei documenti guida per predisporre gare su determinate categorie merceologiche in applicazione di CAM. Documenti guida che abbiamo, sono una decina, non coprono tutti i CAM, ma almeno i principali sì, e questi documenti sono tranquillamente reperibili e scaricabili sul sito della Regione Veneto seguendo il percorso Acquisti Verdi, protocollo GPP,
Sono documenti elaborati all'interno appunto di un protocollo che noi abbiamo concluso con tutte le università del territorio e quindi sono il frutto di un lavoro fatto da tavoli di lavoro con vari rappresentanti specializzati. Se qualcuno si ritrova nelle categorie merceologiche che abbiamo trattato, può usufruirle come documento guida. Sì, questa è una delle cose che riteniamo sia più utile per le stazioni appaltanti, o avere dei documenti guida analoghi a quelli che abbiamo realizzato noi, ma sappiamo che anche altre regioni si stanno muovendo in questo e si sono mosse in questo senso all'interno di progetti europei, o appunto delle checklist come probabilmente quella che ha in mente il Ministero sul tema del CAM strade. Passiamo alla seconda relazione. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io sono Stefano Rignanese di Maccaferri. Prima di iniziare volevo ringraziare la Regione per avermi dato la possibilità di essere qui oggi insieme e ringrazio anche il collega per la bellissima presentazione fatta adesso. Eccomi, sono qui, Stefano Rignanese, perfetto. E oggi parleremo sicuramente. Stiamo parlando dei vari CAM, nello specifico oggi io mi focalizzerò sul CAM strade e una possibilità di utilizzare un materiale che possa essere appunto conforme alle richieste del CAM strade. Adesso ho fatto partire il timer così tengo il tempo. Nello specifico oggi parleremo dell'utilizzo del calcestruzzo riciclato come riempimento nelle strutture di tipologia gabbioni o materassi reno per avere un approccio sostenibile e funzionale, quindi in linea con quello che viene richiesto dal CAM e soprattutto il CAM recepisce quelli che sono gli obiettivi del 2030 che le Nazioni Unite impongono, diciamo, per poter arrivare ad un futuro più sostenibile. E come azienda Maccaferri, immagino che voi ci conosciate, però giusto un secondo solo per dire che per noi la sostenibilità fa parte della nostra sia visione che missione, perché noi in tutti i progetti che facciamo e in tutti i prodotti che produciamo abbiamo sempre messo diciamo il rispetto dell'ambiente, cerchiamo sempre di innovare e avere un miglioramento continuo delle nostre soluzioni, sempre guardando all'ambiente e quindi a quello che diciamo è il futuro del nostro pianeta. Detto questo, io ho pensato di, ecco qua, e vado un po' veloce perché meglio far così. Qual è la finalità del CAM strade? Naturalmente il collega in precedenza ne ha parlato diciamo approfonditamente. Io volevo solo focalizzarmi su diciamo le finalità generali. Sicuramente quello che dobbiamo fare noi come diciamo progettisti, ma anche come diciamo fabbricare prodotti e soluzioni che poi verranno utilizzate in opere stradali, bisogna che riduciamo l'impatto ambientale. Però non significa soltanto ridurre l'impatto ambientale dell'opera in sé, però dobbiamo pensare sempre come focalizzarsi su quello che è stato detto prima, l'LCA, il Life Cycle Assessment di tutta l'opera stradale, di tutta la soluzione. E sicuramente il CAM strade vuole promuovere la sostenibilità e quello che è l'economia circolare, e dopo mi riallaccio quindi all'utilizzo del calcestruzzo proveniente da demolizione, e sicuramente garantire che cosa? Giustamente il collega Paolo prima ha detto che noi come progettisti dobbiamo sempre veramente essere coerenti con quelle che sono le norme tecniche del settore, e quindi i materiali che utilizziamo devono avere diciamo dei criteri minimi di performance e sicuramente dobbiamo attenerci a quello che è la norma tecnica di settore. Però allo stesso tempo
Il CAM ci dice che dobbiamo quindi avere e garantire infrastrutture quello che sono resilienti, sicure e inclusive. E naturalmente il CAM rende obbligatori questi criteri. E sicuramente il concetto di partire da quello che è in ogni materiale è scomposto, ed è quello che ne ha già parlato prima il collega, quello che è l'EPD, l'Environmental Product Declaration. Io ho inserito questa immagine che vedete del ciclo vita di qualsiasi opera, e naturalmente noi utilizziamo dei materiali che provengono da una materia prima, raw material, dove naturalmente dobbiamo specificare che tipologia di materia prima utilizziamo per produrre le nostre soluzioni, se viene da riciclo, se è una materia vergine, tutto quello che abbiamo visto prima. Sicuramente dopo c'è l'aspetto di produzione, quindi tutto quello che viene consumato diciamo in tutta la serie di passaggi per arrivare da un prodotto semilavorato a un prodotto finito. Poi il trasporto in opera e poi dopo l'utilizzo e quello che ne è anche il fine vita, quindi se si può riciclare il materiale oppure se deve andare diciamo in discarica. Tutto questo per dire che come si possono applicare nei gabbioni e nei materassi, mi piace sempre di parlare, diciamo, a livello pratico, no? E quindi io come progettista, e l'abbiamo visto appunto grazie anche a Paolo, noi possiamo avere che cosa? Dei documenti certificati da enti terzi, dove si dichiara quello che è l'emissione di chilogrammi di CO2 nell'ambiente equivalenti durante che cosa? Tutte le fasi di vita, diciamo così, dopo vedremo nello specifico in quali. Nell'EPD uno deve dichiarare quello che consuma e quello che immette nell'ambiente durante la produzione e l'utilizzo del materiale. Quindi come Maccaferri tutti i nostri prodotti sono certificati EPD, ci sono vari enti certificatori che rilasciano questa tipologia di documento. Noi come Maccaferri l'abbiamo fatto già 7 anni fa abbiamo lavorato su questo, quindi per dire che noi siamo sempre, diciamo, pionieri per l'ambiente e sostenibilità, e sicuramente vediamo che nel CAM strade è qualcosa di molto positivo e andiamo nella direzione, diciamo, giusta nell'utilizzare dei materiali documentati con un impatto ambientale certificato. Però ci siamo spinti oltre e abbiamo detto ok, l'EPD in realtà, come diceva Paolo giustamente, è un documento, è una certificazione, però per essere anche conformi al CAM non basta avere quella certificazione, bisogna verificare che quella certificazione rientri dentro i criteri ambientali minimi specificati nel CAM. E nello specifico nel CAM strade è il capitolo 2.3.4 dove si parla dei prodotti in acciaio, perché naturalmente come materia prima parliamo di prodotti in acciaio, e ci sono e vengono specificate delle percentuali minime di provenienza, diciamo, della tipologia di acciaio in tutti quelli che sono i prodotti che poi vengono utilizzati nel progetto. Quindi noi come prodotti Maccaferri siamo conformi a quelle percentuali minime, ma ci siamo anche detti la componente principale della nostra soluzione non è solo l'involucro, passatemi il termine, esterno, quindi del gabbione o del materasso reno, ma anche il materiale di riempimento è quello che, diciamo, comporta un impatto ambientale molto importante. E quindi ci siamo chiesti: ok, sono andato anche un po' troppo avanti e qui parlo più nello specifico dell'EPD. Giusto per darvi un'idea molto veloce come leggere un EPD, perché molte volte bisogna anche saperlo fare, è un documento
che non è difficile, però è anche bisogna capirlo e bisogna capire come leggerlo, perché in tutti i materiali da costruzione, come dicevo, se voi vedete nella prima parte a destra, cioè scusate, alla vostra sinistra dell'immagine, qui in basso a destra, c'è tutta quella parte che viene categorizzata come parte A, che è tutto quello della produzione. Quindi si sofferma su quello che è la materia prima, il trasporto e tutto quello che viene emesso nella fase nel processo di trasformazione e creazione della materia finale o del prodotto finale da utilizzare nei nostri progetti. Poi dopo sicuramente c'è l'impatto ambientale della fase di costruzione, di tutto quello che è la costruzione del muro, faccio un esempio del muro Gabbioni o della materassata, e dopo c'è tutta la parte dell'utilizzo, quindi l'uso, il mantenimento, se bisogna fare delle riparazioni, c'è tutta quella parte, e poi quello che commentavo prima, l'end of life. Sicuramente se questo materiale può essere riciclato a futuro oppure se deve essere portato a discarica. E tutto questo noi abbiamo la certificazione, quella che va dal cradle to gate, e quindi sono i modulo A, dalla 1 alla 5, e poi quelli che sono i moduli C e D, perché naturalmente quello che viene dell'utilizzo può variare in base alla tipologia di soluzione. Però, detto questo, dobbiamo andare avanti e ci siamo detti come possiamo rendere la soluzione muro Gabbioni o materassata più sostenibile. E qui entriamo nel tema di quello che è l'end of waste. L'end of waste, la definizione è quella che vedete scritta, cioè noi prendiamo un materiale che fino adesso è stato categorizzato come rifiuto e quindi che sarebbe andato in discarica, noi lo recuperiamo e dopo una procedura di recupero possiamo togliergli il nome di rifiuto e certificarlo e fargli acquisire di nuovo la facoltà di essere un prodotto. Però tutto questo naturalmente deve passare attraverso delle certificazioni e delle verifiche. E quindi voi vi chiederete, ok, il calcestruzzo riciclato proveniente da demolizioni, come noi all'inizio ci siamo chiesti, ok, sicuramente è sostenibile, però dal punto di vista tecnico, qual è il quadro normativo dove entra questa tipologia di soluzione? E allora abbiamo naturalmente guardato, che faccio un esempio, la normativa europea, l'EN 13242, come vedete l'ho sottolineato, scusate, in rosso, e già parla di inclusione, no ce l'ho, grazie, di inclusione degli aggregati riciclati e alcuni materiali di fonti nuove non comuni nell'utilizzo, diciamo, d'accordo alla normativa europea. In Italia qual è che è, diciamo, un riferimento che potrebbe essere quello della linea guida per i prodotti in rete metallica a doppia torsione? Quello che si sofferma, questo documento che è un po' onestamente datato, però parla di materiale non friabile, non gelivo, con un determinato peso specifico, perfetto. E se guardiamo anche la normativa americana, la STM D6711, parla anche della possibilità di utilizzare una crushed rock produced by any suitable method, quindi praticamente è una roccia che potrebbe anche provenire da un recupero di materiale diciamo frantumato. Però naturalmente deve essere sempre duro, angolare, durabile, cioè che duri nel tempo.
però siamo anche andati a vedere quella che è la EN 13383-1, che è la parte dell'Armorstone, perché ovviamente io non l'ho ancora introdotto, però essendo un materiale end of waste c'è il decreto 127 che bisogna prendere in considerazione e dopo ne parleremo nel dettaglio. Perché quali sono i requisiti che ti richiede la EN 13383 per l'aggregato per opere di protezione? C'è la lista, non voglio leggerla perché comunque non abbiamo neanche il tempo diciamo di soffermarci nel dettaglio, però quello che voglio dire è che naturalmente innanzitutto la marcatura CE deve essere obbligatoria, ok? Sia per l'aggregato naturale, diciamo di natura naturale, l'opera e la pietra naturale, però anche l'aggregato che viene dal recupero, quindi quello è il punto, diciamo, minimo. E poi naturalmente noi abbiamo fatto vari test su materiali in calcestruzzo proveniente da recupero. Abbiamo fatto il test sulla massa volumica, naturalmente la granulometria è fondamentale, la resistenza a Los Angeles, l'assorbimento d'acqua è fondamentale e anche la resistenza all'usura. Perché? Perché noi dobbiamo essere sicuri che quell'aggregato inserito nelle nostre soluzioni sia conforme con la normativa tecnica di settore, come abbiamo detto. Fondamentale. L'ultimo punto, le sostanze pericolose devono essere assenti e quindi noi ci siamo, come è nato questo progetto? Ogni tanto, ok, è nato grazie alla collaborazione insieme a ARPA Veneto, perché permettetemi di dirlo, Regione Veneto siete molto fortunati perché da questo punto di vista siete avanti anni luce tantissimo rispetto a altre regioni, perché l'ARPA Veneto pubblica sul sito quello che sono i materiali che possono essere utilizzati come prodotti da recupero e quindi sicuramente vedrete che il rifiuto in ingresso deve avere una chiara categoria, quindi la 170101 per quanto riguarda il cemento, però sostanzialmente quello che è stato fatto è che durante una presentazione di un evento di ANPAR relativo al decreto legge 127 che diciamo mette tutte i limiti per il recupero di materiali end of waste, spiega come e dove poter utilizzare, quali sono i livelli minimi ambientalmente, diciamo lo standard ambientale minimo da poter avere per essere poi utilizzati questi materiali che provengono da demolizione in opere strutturali. Quindi nel decreto legge 127 naturalmente si parla in generale di varie soluzioni, per esempio quello che è un nuovo clinker, un nuovo cemento o materiali da recupero per diciamo realizzazione di strutture nell'ambito diciamo infrastrutturale, e quindi si definiscono quelli che sono i criteri minimi che si possono utilizzare, perché ad esempio se in un progetto c'è un muro in gabbioni o una materassata, perché non utilizzare un materiale che ha un impatto ambientale minore rispetto a una pietra naturale, e questo è inconforme anche a quello che viene richiesto dal CAM. E quindi questa è una scheda prodotto che voi potete già trovare sul sito di ARPA Veneto, dove ci sono i criteri ambientali minimi e lo standard tecnico prestazionale minimo che un produttore di riciclato può utilizzare e deve diciamo essere certificato, perché naturalmente
come vedete in basso delle standard tecnico-prestazionale, ogni lotto e aggregato recuperato che ha una dimensione massima di 3.000 metri cubi dovrà essere marcato CE secondo la UNI N 13383-1, quella che abbiamo visto prima, e poi naturalmente è fondamentale quello che è l'aspetto ambientale. Tutto questo per dirvi che cosa? Perché poi dobbiamo anche arrivare a un livello di praticità per il progettista. Perché tutto questo può e deve tradursi in che cosa? Naturalmente io sono ad esempio un ingegnere civile strutturista e noi a livello diciamo universitario o comunque ingegneristico siamo sempre portati a dire ok, un muro in calcestruzzo armato è quello che è la soluzione standard per ogni ingegnere civile. E naturalmente nel tempo stanno cambiando questi approcci e anche a livello universitario vengono fatti dei corsi di ingegneria civile focalizzati su quello che sono le soluzioni più green, però un progettista può anche dire ok, io fino adesso ho lavorato su un muro in calcestruzzo armato, lo so benissimo progettare, diciamo entra dentro quello che è la nostra conoscenza di base, però sicuramente se iniziamo a fare un confronto di quello che è il Life Cycle Assessment, l'LCA, di un muro in gabbioni e un muro in calcestruzzo, ci accorgiamo subito e ci sono adesso dei software diciamo in commercio. Faccio un esempio, One Click LCA, non so se qualcuno di voi l'ha già utilizzato, però dove tu puoi entrare e fare il calcolo dei chilogrammi di CO2 emessi nell'ambiente durante tutto il ciclo di vita utile, perché ripeto, qui non stiamo parlando soltanto della soluzione muro in calcestruzzo e gabbioni in sé, ma proprio del ciclo di vita utile. E qui possiamo vedere che naturalmente non entriamo nel dettaglio, però dipendendo sicuramente dalla tipologia di progetto, io non dico che in tutti i progetti sia lo stesso, però in questo caso vedete un muro in gabbioni dove stiamo prendendo del materiale di calcestruzzo riciclato a 50 km di distanza dal sito di installazione e lo stiamo confrontando con un muro in calcestruzzo dove diciamo il materiale diciamo del calcestruzzo arriva da 20 km di distanza, quindi siamo anche diciamo in condizioni sfavorevoli rispetto a dove andiamo a prendere il calcestruzzo riciclato. In questo caso potete vedere come abbiamo più del 90% di riduzione dei chilogrammi di CO2 emessi nell'ambiente. Poi possiamo fare la stessa, sono tornato indietro, scusate, la stessa considerazione per una struttura, un rivestimento spondale. A sinistra vedete materassi Reno, al centro in riprap in pietrame sciolto, a destra in calcestruzzo in CLS. Naturalmente anche qui con il calcolo dell'LCA possiamo dimostrare ok, ecco qua, come abbiamo una riduzione che va dal 40 al 90% di chilogrammi di CO2 emessi nell'ambiente. In tutto questo non stiamo prendendo in considerazione, perché in una struttura non solo esiste il carbon footprint, quindi l'impronta ambientale dal punto di vista di CO2 emessa, però alcune strutture hanno anche quello che si chiama la carbon sequestration, quindi quello che ridà indietro all'ambiente
l'utilizzare quella tipologia di infrastruttura che potrebbe essere tutte quelle tecniche di Natural Based Solution, NBA, come ad esempio sono i materassi Reno, dove nel tempo la vegetazione può diciamo nascere e crescere attraverso la soluzione, e quindi ridiamo all'ambiente parte della CO2 che è stata emessa per la costruzione. Tutto questo perché poi devo concludere, e in conclusione quello che volevamo comunicare il giorno d'oggi è che naturalmente il CAM rende obbligatorio tutto ciò che è la visione sostenibile delle nostre infrastrutture. Sicuramente il decreto rilascia dei requisiti minimi per tutti i materiali da costruzione, però questo non può essere, diciamo, l'unica cosa che il progettista deve andare a vedere, perché come diceva il relatore prima di me, naturalmente bisogna capire se, pur avendo certificazioni ambientali, queste siano in linea con i decreti CAM, e poi tutto questo bisogna che venga anche calcolato in maniera chiara con un calcolo dell'LCA dell'infrastruttura. Perché? Perché potrebbero esserci delle soluzioni in commercio che possano anche abbassare ulteriormente quello che è l'impatto ambientale dell'infrastruttura. Quindi oggi abbiamo visto degli esempi dove i gabbioni e i materassi, avendo sempre le stesse caratteristiche funzionali di quelle ottenute mediante un materiale di riempimento con materiale da cava, può anche essere utilizzato un calcestruzzo proveniente da quello che è il recupero, quindi l'end of waste, fondamentale, per poter, diciamo, abbassare tutto quello che è l'impatto ambientale della soluzione completa. E tutto questo può essere fatto diciamo in tutto il progetto nella relazione CAM, quindi non solo andare a vedere la parte, diciamo, di criteri minimi sul materiale e sul prodotto in acciaio, ma anche sulla soluzione finita e installata. Vi ringrazio. I miei complimenti, un'azienda davvero importante. I colleghi di ARPAV mi avevano segnalato appunto che questa ditta lavorava con un livello di qualità molto alto, e l'ingegnere stamattina ce l'ha dimostrato, e ci ha anche dimostrato un'altra cosa, che quando parlavo prima del tema delle certificazioni tutela sì l'amministrazione in fase di gara, ma tutela soprattutto le aziende serie, le aziende che investono, perché prima di mettere un prodotto lungo una strada, che magari è molto, sentiamo, no, dei giornali, molte volte sulle strade chi non è in buona fede li utilizza per mettere materiale che poi provoca degli inquinamenti nelle falde, eccetera. Quindi sapere che ci sono aziende serie che investono anche in certificazioni a dimostrare la bontà del loro prodotto è una tutela anche per la collettività, oltre al fatto che bella notizia che ci ha dato, cioè un prodotto del genere, calcestruzzo che è proveniente dalla demolizione, e che è uno dei problemi che sappiamo, il mondo dell'ARPAV, delle aziende che fanno appunto smaltimento dei rifiuti, è uno dei temi, cioè smaltire questi rifiuti e avere la possibilità di dare una nuova vita su delle infrastrutture impattanti come sono le strade, significa appunto fare economia circolare, ridurre quello che è un rifiuto, rimetterlo nel ciclo produttivo in un'altra opera, e quindi dare finalmente una riduzione importante all'impatto ambientale. Poi ci hanno anche dimostrato che al di là oltre a questo si può anche contribuire sensibilmente alla riduzione delle emissioni, che sappiamo essere uno dei temi che sta diventando sempre più d'attualità.
prima di affrontare, perché è stata molto densa questa prima parte, prima di affrontare un altro capitolo molto interessante e molto impattante che è quello della parte energetica, ci prendiamo 10 minuti per sgranchire le gambe e fra 10 minuti ricominciamo. Se qualcuno ha chiesto che aveva qualche quesito, ne approfittiamo prima di iniziare con la sezione energia, se qualcuno ha qualche domanda. C'era un tecnico che prima si era avvicinato al banco che aveva dei dubbi, se vuole formulare così a beneficio di tutti i dubbi che... non la... Ah, peccato. Sì, prego, prego. Avete dei consigli, visto che siamo qui? Perché ci troviamo anche in imbarazzo. Allora, grazie. Il primo consiglio che do è capire se effettivamente il prodotto che lei utilizza o ha in mente di utilizzare per quell'intervento rientra nell'elenco dei prodotti da costruzione richiamati dai CAM. Questo è il primo elemento, perché comunque c'è la tendenza sia da parte delle stazioni appaltanti, ma anche appunto da parte di alcuni progettisti, a cercare di uniformare tutte quelle che sono i materiali che si utilizzano per quel determinato intervento rispetto a quanto chiesto dai CAM. Quindi nello specifico questo è il primo elemento da considerare. Il resto, chiaro che i mercati di riferimento in modo più o meno veloce si stanno muovendo verso la conformità ai CAM. Però ecco, su alcune tipologie di materiali come appunto il cemento, come diceva giustamente. Certo. Ecco perché sui prodotti ad esempio da restauro i CAM edilizio comunque aprono, questi gli attuali rispetto ai precedenti, comunque anche gli interventi anche di restauro, però nello stesso tempo sono sempre riferiti a quei prodotti e quei materiali che rientrano nell'elenco. Molti di quelli che un po' anche lei ha nominato in maniera veloce non rientrano. Poi se lei per sua, diciamo, cultura progettuale e priorità da un punto di vista tecnico si vuole orientare verso comunque prodotti che abbiano determinate prestazioni ambientali al di fuori dei CAM, lo può fare assolutamente, però chiaro che la maggior parte delle aziende, come abbiamo visto anche dalla sua testimonianza, si stanno orientando per arrivare ad una conformità normativa al netto di quelle che sono alcune poi difficoltà che comunque si possono incontrare. No, certo, è giustissima la sua domanda, non è assolutamente ingenua. Ripeto, l'amministrazione sbaglia quando chiede
dei materiali al di fuori dei CAM, qualora richiami solo ed esclusivamente la conformità agli elementi obbligatori dei CAM. Quindi lei come progettista si deve concentrare, nel momento in cui le viene richiesta la conformità ai CAM, di ricercare sul mercato solo quei prodotti conformi ai CAM e non altri, perché gli altri settori merceologici non hanno quella spinta di mercato che può avere un settore come quello dei calcestruzzi, perché appunto si portano dietro il 14% del PIL dell'Unione Europea che equivale agli acquisti della pubblica amministrazione. Quindi è questo, ecco, l'elemento. Quello che invece tendono a fare in assoluta buona fede le stazioni appaltanti è dire richiamare in modo generico, qui c'era una slide bellissima che ho utilizzato per anni, fatta da lei, del richiamo generico dei CAM. È un errore proprio perché comunque effettivamente il richiamare in modo generico i CAM pone poi la stazione appaltante di fronte a una situazione di debolezza, proprio perché non va a esplicitare quelle che sono effettivamente le richieste da un punto di vista tecnico che i CAM chiedono. E quindi riportare la frase, come troviamo in disciplinari capitolati, l'intervento deve essere conforme agli estremi del decreto ministeriale XY, riprendono gli estremi del decreto ministeriale, è sbagliato da un punto di vista proprio procedurale per quel che riguarda la gestione dei CAM. Sì, scusa. Certo, la slide è la tua, quindi io ti ho citato proprio perché volevo che intervenissi. No, confermo. Confermo, sì, la stazione appaltante sbaglia se chiede prodotti che non sono certificati CAM. Noi questa azione di formazione e sensibilizzazione che stiamo facendo da anni sul territorio, vi invito un ufficio, c'è la responsabile dell'ufficio seduta in prima fila che risponde a tutti i quesiti anche di tipo tecnico, quindi usate eventualmente, se vi può servire di supporto nel vostro dialogo, se qui ci sono progettisti con le amministrazioni locali, usate pure questa newsletter o questo punto di contatto per fare i vostri quesiti, e insomma, ci sono dei tecnici che li approfondiscono, vi danno gli strumenti eventualmente per rispondere, perché come diceva Fabri, l'amministrazione è obbligata, quindi il sindaco, l'assessore può avere l'idea di avere una piazza con la pietra, eccetera, però se è contrario a un vincolo di legge è lui stesso che dopo si trova in difficoltà. Poi appunto in quella famosa slide, ed è il consiglio che do anche ai miei collaboratori, il richiamo generico ci costringe a una difesa impossibile in caso di contestazione. È più preferibile dire applico il CAM in modo puntuale perché prevedo solo quella specifica. Allora posso difendermi di fronte a una contestazione che mi può dire no, lei l'ha applicato in modo riduttivo. Sì, applicato in modo riduttivo, motiverò perché, ma l'ho applicato. Se invece dico applico il decreto ministeriale così, con un rinvio in bianco, senza specificare dove, una qualsiasi contestazione mi trova come stazione appaltante perdente, perché sicuramente non potrò applicare tutti i criteri ambientali minimi. Quindi la conoscenza del CAM, questi documenti guida che ci siamo sforzati di fare, questi incontri di formazione, sono proprio per dare un aiuto sia alla stazione appaltante che al progettista. È meglio mettere 2 specifiche tecniche in capitolato obbligatorie che non un rinvio generico, che non un richiamo approssimativo. Tutela sia il progettista che la stazione appaltante, quindi questo è un po'. Però adesso chiudiamo e proseguiamo la nostra tabella di marcia, perché ci aspetta un altro argomento interessante e spesso non sempre valorizzato come si deve, che è il tema dell'efficientamento energetico e della manutenzione degli immobili di edilizia pubblica.
E la sessione energetica è così strutturata: abbiamo un inquadramento del nuovo CAM da parte di Paolo Fabbri e poi una a fondo con la dottoressa Geronimini dello Studio Terra Aria di Milano, giusto Luisa? Ecco, che sono i nostri consulenti come amministrazione regionale, il nostro energy manager per il prossimo triennio dell'amministrazione regionale, quindi ci sta supportando nella nostra attività. Vista la competenza, li abbiamo invitati a fare così un approfondimento, e farà l'approfondimento mirato sugli EPC, che è un contratto, anche questo di difficilissima applicazione, ma importante anche per guardare avanti in logica di manutenzione straordinaria degli immobili di edilizia pubblica in modo più efficiente. Iniziamo con la prima parte. Benissimo, allora Si è bloccato di nuovo? sì, e poi Se c'è qualcuno dalla regia che può supportare questo mouse. Non è magari con la tastiera, se riesce. magari se ci fosse la possibilità. No, sembra di no. Adesso sembra no. Non c'è. C'è qualcuno della regia che ci dà una mano per... Chiamili le slide, andiamo alla prossima. Ok, sì, la parte poi successiva, sì, della... Così è difficile. È difficile. Vada pure avanti. Ecco, per quel che riguarda questi CAM, che ho chiamato CAM servizi energetici proprio perché sono una revisione e anche comunque un orientamento dei CAM relativi ai servizi energetici appunto su quello che è il contratto EPC. Quindi appunto l'idea è da parte di chi ha scritto questi CAM è di fatto di inserire, di dare delle indicazioni da un punto di vista procedurale per quel che riguarda appunto la gestione dell'affidamento, per calare poi il contratto EPC all'interno appunto della normativa che regolamenta gli approvvigionamenti pubblici, quindi chiaramente il codice. Parliamo quindi di un decreto ministeriale del 12 agosto del 2024 che fa riferimento all'affidamento integrato del contratto a prestazione energetica, EPC, di servizi energetici per sistemi edifici impianti. Quindi questo diciamo è l'oggetto di questi CAM. Se può, ecco, in particolar modo quindi facciamo riferimento a contratti EPC relativamente a due ambiti che potrebbero essere assolutamente anche appunto integrati: servizio elettrico e servizio termico. Questi CAM entrano in vigore il 27 dicembre del 2024. Prego. Ecco, come è strutturato questo decreto, i contenuti di questo decreto? Poi appunto la collega che si occupa di contratti EPC giornalmente, presumo, ho visto anche martedì, ha fatto un intervento molto, molto bello e interessante, proprio perché partendo dalle caratteristiche dei contratti EPC li ha poi applicati per quel che riguarda i CAM. Quindi il mio sarà, come diceva appunto l'avvocato Tambato, un intervento più di tipo introduttivo per poi appunto passare all'approfondimento tecnico della collega. Quindi qui noi abbiamo di fatto delle indicazioni che questo decreto dà, quindi questa griglia di criteri di sostenibilità per quel che riguarda sia
appunto il servizio elettrico sia il servizio termico, facendo riferimento a quella che è l'oggetto dell'affidamento in entrambi i casi e soprattutto poi, come vedremo appunto da anche esempi concreti di affidamenti, su un tema assolutamente fondamentale, cioè quello della durata del contratto, proprio perché chiaramente il contratto EPC, come vedremo, si basa poi su una serie appunto di interventi il cui investimento da un punto di vista economico se lo assume una ESCO e chiaramente poi la ESCO deve essere messa in condizione chiaramente di capitalizzare quelli che sono appunto i suoi investimenti attraverso in particolar modo chiaramente quello che è il risparmio energetico che gli interventi di riqualificazione realizzati e pagati dalla ESCO chiaramente determinano. Poi abbiamo appunto specifiche tecniche per il servizio elettrico e specifiche tecniche per il servizio termico. Qui abbiamo di fatto alcuni criteri assolutamente in linea con i vecchi CAM relativi ai servizi energetici, dove si pone anche l'attenzione su aspetti di carattere informativo, cioè il fatto che chi lavora tutti i giorni all'interno di un edificio pubblico deve essere informato di quelle che sono le caratteristiche dell'affidamento normato dai CAM, e anche coloro che si recano in un ufficio pubblico per determinate esigenze devono essere messi in condizione comunque di poter conoscere il fatto che sono stati applicati, è stato sottoscritto un contratto EPC, affidato un contratto EPC attraverso l'applicazione dei CAM. Poi abbiamo invece specifiche tecniche che riguardano in particolar modo, come un po' anche le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e le specifiche tecniche hanno diciamo, degli elementi comuni per i due affidamenti, anche se poi pongono diciamo, l'attenzione su quelli che sono le caratteristiche specifiche del servizio termico rispetto a quello elettrico. Chiaro che qui i CAM prevedono anche l'inserimento comunque della fornitura dell'energia, altro elemento comunque molto importante, come poi pongono chiaramente l'attenzione, come poi vedremo, anche sul monitoraggio di quelle che sono le prestazioni energetiche che il contratto EPC deve garantire. Mentre i criteri premianti sono assolutamente identici per i due affidamenti. Cos'è un contratto EPC? Un contratto di prestazione energetica ha l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edifici impianti, viene stipulato generalmente con una ESCO, la ESCO realizza gli interventi necessari e si assume l'onere dell'investimento iniziale. Il costo dell'investimento viene ripagato, come dicevo, dai risparmi energetici ottenuti. I vantaggi per la stazione appaltante: nessun investimento iniziale richiesto, riqualificazione energetica finanziata attraverso i risparmi, cioè nessun tipo di investimento. Io comunque al termine del contratto avrò, io stazione appaltante, sistemi edifici impianti caratterizzati da una prestazione energetica maggiore rispetto a prima della sottoscrizione e miglioramento appunto delle prestazioni energetiche e riduzione dei costi di gestione. Prego, avanti. In questo articolo, che vi consiglio di scaricare, che dal mio punto di vista è fatto molto bene, vengono un po' esplicitate cose già dette, cioè il fatto che i CAM, per quel che riguarda i contratti EPC, prevedono appunto anche quelle che sono le forniture di energia, nonché la gestione appunto degli impianti, che comunque rimane uno degli elementi comunque richiamati all'interno di questi CAM e di questi contratti. Prego.
Opportunità e criticità. Io cerco sempre un po' anche di soffermarmi, anche se mi occupo di CAM giornalmente, anche su quelli che sono un po' le difficoltà da un punto di vista pratico e operativo. Chiaramente l'opportunità rappresenta un potente strumento per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, il contratto EPC, genera benefici economici. L'utilizzo da parte appunto delle pubbliche amministrazioni di questo contratto chiaramente può assumere delle connotazioni di complessità, proprio perché chiaramente il contratto si va poi a innescare all'interno di quella che è la normativa sugli appalti pubblici, che segue chiaramente delle specifiche regole. Per questa ragione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ANAC e Enea hanno predisposto un contratto tipo, torniamo all'importanza, come diceva giustamente l'avvocato Tambato prima di me, dei format delle procedure standardizzate. Ministero dell'Economia e delle Finanze, ANAC e Enea hanno approvato un contratto tipo di prestazione energetica. Prego. Scaricabile tutto il materiale prodotto da questo link, che è la sezione del sito dell'Enea dedicato appunto ai contratti di prestazione energetica. Abbiamo quindi la delibera ANAC di approvazione appunto del contratto tipo. Abbiamo anche degli elementi da prendere in considerazione utili per, meglio dire, l'elaborazione del capitolato. Abbiamo anche quella che è la matrice dei rischi, quindi l'analisi comunque dei rischi che una stazione appaltante potrebbe correre chiaramente nell'adozione di un contratto di questo genere. Prego, avanti. Quali sono appunto gli impegni della stazione appaltante? Mettere a disposizione nella documentazione di gara una diagnosi energetica, un'analisi dei consumi energetici negli ultimi, riferita almeno agli ultimi 3 anni. Qui, come vedremo appunto dall'intervento della collega, i CAM prevedono un appendice, l'appendice 1, attraverso la quale la stazione appaltante è chiamata, l'ente pubblico è chiamata a redigere una baseline, quindi un'analisi dei consumi energetici di riferimento, baseline rispetto alla quale poi andare a misurare chiaramente, come tutte le baseline, i miglioramenti. Quindi è necessario da parte della stazione appaltante mettere a disposizione dei rilievi, delle analisi tecniche affidabili, tali per cui poi chiaramente la ESCO possa fare il proprio lavoro, attraverso chiaramente dei dati iniziali di consumi iniziali che siano il più possibile anche corretti da un punto di vista tecnico. Questo chiaramente è un elemento fondamentale, forse uno degli elementi forse più importanti, almeno in fase preliminare, alla sottoscrizione di questi contratti. Prego. Impegni dell'affidatario: prendere atto di tutta questa documentazione di diagnosi energetiche preliminari e anche rendersi conto che effettivamente della qualità di queste valutazioni, e chiaramente poi assumersi tutti quelli che sono appunto gli oneri, ma anche gli onori che un contratto EPC, comunque che ha delle potenzialità enormi, può comunque arrivare a garantire. Prego. Prego, vada avanti ancora. Ecco, qui abbiamo l'articolazione dei contenuti appunto di questo decreto. Ripeto, poi la collega ne parlerà esplicitamente anche dei contenuti. È sempre molto importante capire in che capitolo quel criterio si trova ad essere collocato. Le specifiche tecniche, le clausole contrattuali sono elementi obbligatori, quindi obbligatorio è, come vedremo, l'obiettivo di risparmio energetico minimo annuale normalizzato, che deve essere garantito.
parliamo nel caso del servizio elettrico dell'energia elettrica autoprodotta, parliamo del piano di adeguamento normativo, quindi questi contratti chiaramente possono essere utilizzati anche per adeguare chiaramente alla normativa di riferimento gli impianti, per esempio. Poi abbiamo appunto una serie di clausole invece contrattuali che si riferiscono, la più importante dal mio punto di vista, alla fornitura di energia elettrica. Prego, vada. Per quel che riguarda invece il servizio termico, prego, abbiamo un'articolazione dei contenuti simile, al netto delle dovute differenze, anche se, ripeto, alcuni criteri li troviamo tal quale uguali in entrambi, diciamo, per entrambi gli affidamenti. Torni indietro per cortesia. Ecco, vedete nell'elenco noi abbiamo l'appendice 1, molto interessante, che nel sito del Ministero dell'Ambiente, dove possiamo scaricare i CAM, abbiamo l'appendice 1 in formato Excel, quindi scaricabile direttamente dal sito del Ministero, proprio perché chiaramente l'aspetto operativo dell'appendice 1 è fondamentale e il peso della corretta compilazione dell'appendice 1 è un peso comunque molto molto significativo. Il mio obiettivo era sempre porre l'attenzione su una serie di elementi che sono sì tecnici, ma calati all'interno di un decreto ministeriale che a sua volta è calato all'interno del codice dei contratti pubblici. Poi la collega, appunto, a cui do la parola, passando dalla moderatrice, andrà appunto ad approfondire da un punto di vista tecnico di che cosa si tratta. Ecco. Bene, grazie Paolo. Prima di passare la parola al collega abbiamo un aggradito ospite che invito a salire a portarci i suoi saluti. Ci teneva ad essere qui con noi a portare i saluti dell'amministrazione il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Prego, la stavamo aspettando. Per l'inserimento in corsa, e veramente, come abbiamo fatto martedì mattina, ci tenevo molto a questa presenza, proprio perché come Consiglio regionale abbiamo anche lavorato su questi temi, ma soprattutto nel campo della Giunta regionale, e specialmente il collega Calzavara ha spinto molto su questa possibilità, e soprattutto il fatto di avere una sensibilità, mi permetto di dire, dentro la pubblica amministrazione, ma soprattutto nel nostro mondo produttivo, ci permette di, anche in questo caso, avere la Regione Veneto fra i primi posti a livello nazionale per questo tipo di attività. Quindi una giornata di confronto, ma anche di formazione tecnica, come ho sentito. Parlare di acquisti verdi significa parlare di responsabilità collettiva, di scelte quotidiane che si trasformano in politiche ambientali e in politiche pubbliche, nel nostro caso, capaci di incidere sul futuro del nostro ambiente, delle nostre città, della qualità della vita dei nostri cittadini. Il Veneto ha una tradizione industriale e manifatturiera che ha contribuito in modo decisivo a sviluppare il nostro Paese, ma proprio per questo abbiamo anche il dovere di essere in prima linea per promuovere modelli produttivi e di consumo sostenibili, capaci di ridurre gli sprechi, di valorizzare il riciclo dei materiali, di incoraggiare l'innovazione tecnologica orientata al rispetto dell'ambiente. La sfida dei criteri ambientali minimi non è soltanto normativa, è una sfida dal mio punto di vista culturale, che chiede di ripensare il modo con cui costruiamo il nostro ambiente, le nostre strade, i nostri edifici, come organizziamo i nostri eventi, come organizziamo le nostre filiere produttive.
I dati ci dicono, e ne ho viste tantissime in questi anni, specialmente negli ultimi anni, che le imprese venete stanno già dimostrando una grande capacità di adattamento e di visione. Sempre più aziende scelgono di investire nell'economia circolare, nella riduzione delle emissioni, nella digitalizzazione al servizio della sostenibilità. È un percorso che va accompagnato e sostenuto con decisione, perché la transizione ecologica non deve essere percepita come un ostacolo, ma secondo me come un'opportunità di crescita e anche di competitività, e anche, permettetemi, di modo di presentarsi presso i nostri clienti, i nostri appunto collaboratori anche durante le filiere produttive. Vorrei sottolineare che anche un aspetto che mi sta particolarmente a cuore: la sostenibilità non è mai solo ambientale, ma è anche sociale ed economica. Un Veneto più verde significa un Veneto con meno diseguaglianze, con più lavoro qualificato, con territori più attrattivi per i giovani e anche per gli investimenti. Significa consegnare alle nuove generazioni non solo un ambiente più sano, ma anche un modello di sviluppo più giusto e anche lungimirante. Concludo con un pensiero di Adriano Olivetti, un imprenditore visionario che seppe coniugare industria e responsabilità sociale. Diceva: il fine dell'impresa non è solo il profitto, ma il miglioramento della vita. Credo che questa frase possa veramente guidare il nostro impegno di oggi, migliorare la vita dei cittadini del Veneto attraverso politiche e pratiche di sostenibilità, e questa è appunto la sfida che ci accomuna. Come Regione Veneto, dicevo, in ambito interno nostro abbiamo fatto un percorso importante su questo tema. Lo stiamo facendo anche dal punto legislativo. C'è una proposta di legge sull'economia circolare interessante, che anzi è stata anche copiata da qualche collega di altre regioni, però ripeto, secondo me il nostro tessuto produttivo è già molto più avanti, ha già iniziato questo tipo di cultura all'interno dell'azienda, che ripeto non è solamente organizzativa, logistica, produttiva, è proprio una sfida culturale che vedo che molti imprenditori hanno saputo cogliere, e hanno saputo anche dal punto di vista di promozione dei propri prodotti riuscire a spendere in maniera positiva i mercati internazionali. Quindi secondo me siamo già sulla strada giusta, dobbiamo continuare, e giornate come questa servono, ripeto, a divulgare, a fare cultura, ad avere persone preparate che sono anche a vostra disposizione per riuscire magari a orientare situazioni e gestioni interne delle aziende, ripeto, che sono sempre particolari e peculiari, quasi tailor-made, fatte su misura per ogni singolo imprenditore. Grazie e buon lavoro, e sicuramente sentirete cose molto più interessanti delle mie adesso, come avete appena sentito. Grazie. Grazie, invece è molto importante che ci sia anche il supporto della politica, che deve avere la visione e sostenere questi percorsi, e ringraziamo di questa testimonianza del Presidente. Bene, noi continuiamo appunto il nostro percorso di approfondimento tecnico. Luisa Geronimini, come dicevo prima, rappresentante di Terraria, l'azienda che lavora in Lombardia, esperta in contratti EPC, ci farà un approfondimento su questo tema. Prego. Perfetto, grazie. Chiedo di girare le slide fino alla seconda. Allora, innanzitutto, mentre vediamo la slide, ringrazio l'avvocato di questa esperienza, perché poterci anche confrontarci, noi che siamo operatori all'interno delle pubbliche amministrazioni e aiutiamo alcune stazioni appaltanti nel percorso di stesura dei contratti EPC, ci aiuta a questo momento di confronto, e anche con Paolo, che riesce a darci sempre quel quadro di riferimento normativo che è fondamentale, soprattutto con la novità dei CAM. I CAM hanno introdotto, e in parte per chi ha operato in questi anni nei contratti EPC,
abbiamo trovato anche delle risposte, non solo delle problematiche che stavamo vedendo stamattina su altri temi, ma delle risposte di aiuto, in quanto per costruire un contratto EPC, prego, lascio la definizione già molto trattata, ma il contratto EPC è un percorso, nel nostro caso, nato già da una decina di anni, con tutto un riferimento normativo che arriva fin dalla normativa europea, quindi non è una novità. È una novità il fatto, e vi assicuro, arrivare a stipulare un contratto e poi gestirlo. Questi punti contenuti nel CAM ci aiutano in questo percorso, definiscono degli elementi fondamentali che in questi anni chi ha lavorato sul campo non aveva dei riferimenti operativi, dei riferimenti importanti per costruire questo che è un contratto di lunga durata. Noi tecnici lo chiamiamo un matrimonio perché lo si vede poi, è di difficile anche interruzione qualora nei peggiori dei casi si dovesse arrivare a questo contesto. Il contratto EPC purtroppo ha un acronimo che è Energy Performance Contract. Io richiamerò molto un linguaggio inglese perché è nato in un contesto della legislazione inglese e quindi ci troviamo in una fase soprattutto tecnica e di linguaggio a utilizzare questi acronimi. Cosa fondamentale, è già stato detto dal relatore prima di me, ci sono due elementi che stanno alla base. Il termine di efficientamento energetico, quindi tutto il contratto di EPC si basa sull'efficienza, quindi lavorare risparmiando sul consumo attuale, quindi l'efficienza viene ripagata, lo vedremo, con il costo in bolletta che attualmente un edificio deve sostenere, quindi la pubblica amministrazione. E l'altro concetto è chi è che è il soggetto privato che finanzia queste opere. Può essere il soggetto ESCO, non è vincolante, la normativa non ci impone questa dicitura. Certo che operativamente all'interno del RTI, del raggruppamento o del soggetto che sottoscriverà il contratto EPC deve essere una ESCO certificata. Perché? Perché solo la ESCO, come soggetto certificato, può accedere a tutta una serie di, lo vedremo, di incentivi che riducono la durata del contratto. Prego. Quindi, andando velocissimi, come vedete vi abbiamo lasciato due riferimenti della normativa europea, la direttiva del 2012 dove è la prima, è quella che ha introdotto il concetto di contratti EPC, la quale poi è stata ripresa con una direttiva successiva del 2018. Prego, il contesto italiano. Fondamentale il decreto legislativo del 2014. All'articolo 2 proprio vi abbiamo riportato quello che è l'articolo di riferimento della definizione, un contratto di prestazione energetica. Poi successivamente è stato aggiunto anche garantito, lo capiremo perché. Questo lo definisce come un accordo tra due parti, soggetto pubblico e privato in questo caso. Faccio una premessa, il contratto EPC noi oggi lo affrontiamo per l'edilizia di proprietà pubblica, quindi le scuole, i municipi e quant'altro, perché il CAM fa questo focus. Qualche anno fa era già uscito un CAM relativo al contratto EPC dell'illuminazione pubblica, assolutamente molto interessante perché riporta tutta una serie di riferimenti sulla manutenzione da considerare. Ma il contratto EPC può essere applicato anche in contesti tra un'impresa e una ESCO, ad esempio, o come l'avvocato anticipava anche sul tema molto importante dell'edilizia pubblica residenziale, ad esempio, la quale può essere un volano per la riqualificazione di un patrimonio che andrebbe poi a rispondere anche a quella che è uno dei pilastri ormai della Comunità Europea, la povertà energetica. Quindi ha tutta una serie di sfaccettature. Il percorso, io vi assicuro, abbiamo seguito vari contratti EPC, il percorso più semplice è quello dell'illuminazione pubblica, perché è un oggetto abbastanza stabile. Sappiamo quante ore mediamente deve rimanere acceso un palo della luce e quindi è più facile da governare.
Un contratto EPC per gli edifici è molto complesso, ha tutta una necessità di trattazione e anche di gestione del calcolo poi dei canoni economici, perché abbiamo un contesto che cambia annualmente. Lo vediamo con i cambiamenti climatici. Un anno faceva molto più freddo, altri anni. Oggi tutto quello che è la gestione di un contratto EPC deve avere tutta una serie di parametri che vengono chiamati di normalizzazione. Quindi quanto freddo fa all'esterno inciderà poi, lo vedremo, sul canone di fornitura dell'energia termica nel caso, e quindi potrebbe andare a erodere quello che è un effettivo risparmio energetico, ma solo perché è un inverno più o meno caldo. Lo vedremo successivamente. Fondamentale il nuovo codice dei contratti pubblici che disciplina la modalità attraverso il quale una stazione appaltante può avviare un percorso di gara. Il contratto EPC rientra in quello che sono i contratti di partenariato pubblico e privato. All'interno quindi dove ci troviamo in un contratto dove c'è un soggetto pubblico che cede in concessione a un soggetto privato un patrimonio, in questo caso un elenco di edifici pubblici per il suo efficientamento energetico. Il percorso può avvenire attraverso un PPP o attraverso una proposta di project financing, quindi entrerebbe tutto in un altro tipo di supporto, diciamo di percorso e quant'altro. Prego. Vi lascio assolutamente in maniera già abbastanza operativa, il mio collega Paolo vi ha lasciato le bozze di contratto di convenzione che ANAC ne hanno stipulato, i rischi e quant'altro, ma vi lasciamo anche questo riferimento, l'allegato 8, cioè i contenuti minimi di un contratto EPC. Questo allegato oggi è il punto di riferimento ed è uno degli allegati delle regole applicative del conto termico 2.0. Spero, e parlando con il GSE, che venga mantenuto questo schema anche per il conto termico 3.0 che continuo a dire uscirà, prima o poi uscirà, non è ancora in gazzetta. È fondamentale avere questi requisiti affinché il soggetto, io la chiamo ESCO per semplicità, ma il soggetto che ha firmato il contratto, in questo caso deve far parte una ESCO per accedere al conto termico, deve contenere questi punti affinché abbia, attraverso il contratto EPC, la possibilità di chiedere in supporto al finanziamento che sta erogando un incentivo al conto termico 2.0. Considerate che il GSE a seguito del periodo Covid ha cambiato molto le percentuali di incentivo a disposizione. Banalmente per alcuni incentivi l'incentivo ottenibile è pari al 50-45% rispetto a dei massimali, se sono delle scuole pubbliche questo si sposta al 100%, quindi capite che impatto può avere sul piano economico-finanziario di una ESCO, ed è un elemento che non è da sottovalutare, perché quando ci si trova poi con la pubblica amministrazione, aiutarli a calcolare annualmente il calcolo del canone, cioè i soldi che la PA deve dare al soggetto privato, sapere questi incentivi che arrivano dallo Stato direttamente alla ESCO o attraverso la PA devono essere regolamentati all'interno di un contratto, perché hanno un impatto importante. Prego. Il contratto EPC in parte Paolo ha già anticipato, faccio una carrellata, è quindi importante la prestazione garantita. Concetto di garantito è un concetto che su questo ci sono state molte discussioni, infatti anche cosa va messo in gara. Se noi prevediamo un percorso di partenariato pubblico e privato, bisogna assolutamente stare attenti al materiale e alle informazioni che vengono messe a gara, affinché il concorrente sia lui il promotore di se stesso, cioè sulla base degli edifici messi a gara lui farà un progetto di fattibilità, quindi è lui che va a definire sulla base di un risparmio energetico che lui che proporrà per vincere un pacchetto di interventi che deve garantire. Garantire in che modo? In tutti gli anni del contratto fino alla fine. Quindi banalmente
la caldaia che lui prevede al terzo anno, perché di solito gli interventi vengono fatti subito così può rientrare immediatamente, deve avere le performance, le qualità e mantenere un'alta efficienza fino al termine del contratto che poi vedremo ha una lunga durata. Ovviamente, ove questo risparmio non viene diciamo, mantenuto negli anni, bisogna prevedere delle penali, concetto fondamentale e su cui poi spesso si hanno dei tavoli di confronto perché non sempre è assicurato questo risparmio. Abbiamo già spiegato come il risparmio che la ESCO deve ottenere gli consente di rientrare del costo dell'investimento, quindi ovviamente bisogna fare tutti dei piani finanziari, dei ragionamenti affinché quanto si prevede di risparmiare, che l'amministrazione non vede subito ovviamente, perché quello che lo vedono in bolletta il risparmio lo vedremo poi come reinvestimento per la ESCO. Il concetto di rischio, qua poi entriamo potrei stare qua ore a parlare di rischio, ma la normativa dice che un partenariato pubblico e privato si basa sull'allocazione del rischio maggiore al soggetto privato. Quindi grazie ad Enea che ci sono dei format di matrice del rischio, attenzione non solo del rischio in fase di presentazione del progetto o di gara, il rischio deve essere mantenuto negli anni, quindi quando c'è una revisione di contratto, una rimodulazione, perché vi assicuro le cose cambiano, non vi dico con il periodo Covid cosa è successo, le scuole chiuse, ovvio risparmio massimo, certo non c'era nessuno, riscaldamento non andava e quindi non vi dico i contratti che problematica hanno avuto, ma hanno avuto anche la problematica del costo dell'energia quando abbiamo avuto dei prezzi elevatissimi. Quindi vedete che è molto complesso. Io assicuro, se qualcuno mi chiede è un percorso semplice, no, non è un percorso semplice, però è un percorso che forse è l'unico modo per vedere realmente se non c'è, come vedremo, una capacità economica da parte della pubblica amministrazione di investire sui propri edifici. È una strada che se costruita bene, noi stiamo gestendo contratti ormai anche già stipulati da 5-6 anni, se organizzata bene con uno staff tecnico di energy manager si riesce a portare avanti, i risultati si vedono. La durata è fondamentale, noi qua abbiamo citato anche il tema Consip, altro grosso problema per questi contratti, perché la pubblica amministrazione, avendo Consip che fa un contratto apparentemente, che ormai è diventato EPC anche loro, però è apparente, poi vi spiego il perché, per un percorso diciamo fuori Consip ha tutta una serie di trattative e necessità di analisi affinché non sia in competizione e rispetti alcuni requisiti. Ad esempio il costo dell'energia come canone di fornitura deve tener conto del prezzo di Consip per la pubblica amministrazione, per gli altri contratti privati ovviamente questo no. Vediamo anche sul fatto che Consip prevede contratti da 6 a 9 anni, noi e perché così brevi rispetto a un contratto EPC fuori Consip che è dai 15 ai 20 anni? Perché il Consip prevede principalmente solo la sostituzione delle caldaie. Qua subentra il concetto di edificio ed impianto, cioè i contratti fuori Consip che hanno una durata tra i 15 e i 20 anni non si fa solo interventi sull'impianto, ma anche su quello che viene definito come definizione classica edificio, cioè sull'involucro, dove il risparmio energetico tante volte non ha quella performance o quell'incisività e magari invece sul piano economico-finanziario costa molto di più. Quindi vedete che si sta alzando la performance, le richieste di maggior efficientamento e alta caratteristica dell'edificato. Prego. Lo schema concettuale, ovviamente il soggetto ESCO, cioè il soggetto aggiudicatario del contratto, avendo solitamente più contratti EPC, si avvale di un istituto finanziario. Quindi cosa succede? Che il comune, l'ente pubblico, paga annualmente attraverso le regole stabilite dal contratto EPC dei canoni.
Questi canoni servono alla ESCO per rientrare della richiesta di investimento chiesto a un soggetto finanziario quale banca e quant'altro. I canoni sono 3. Il canone viene definito canone C1 la fornitura, quindi se nel contratto PC si affronta sia il tema elettrico che termico, tutti i POD e PDR vengono intestati al concessionario. Questo passaggio vuol dire che tutta l'energia che il comune, parliamo di comune, non avrà più tutto il mondo delle bollette da gestire bimestralmente, arriverà un canone di fornitura. Questo canone di fornitura però è un report, quindi cosa importante è anche controllare che realmente sia il consumo dichiarato sia quello che è a contatore o quant'altro, perché ci sono i margini. Quindi poi lo vedremo, il CAM dice attenzione, mettete degli hardware di monitoraggio dei consumi, dove può accedere sia la pubblica amministrazione che il soggetto privato. Altri soggetti privati, ad esempio, mettono a disposizione dei software, degli applicativi, quindi sì, però sono cose che vanno specificate nel contratto, perché se non noi che facciamo la commissari post firma del contratto, se non è specificato, il soggetto privato può decidere di non dare questa informazione. Il secondo canone è il canone di manutenzione, fondamentale, non può, diciamo, in un contratto EPC potrebbe non esserci il canone di fornitura, ma il canone di manutenzione è fondamentale perché per raggiungere la prestazione dichiarata in gara la manutenzione è fondamentale. Mi viene in mente un soggetto terzo investe su una caldaia e lui il primo a voler mantenerlo per 15 anni in buono stato, perché altrimenti la sua performance energetica potrebbe essere inficiata anche solo per una malgestione. E poi il terzo canone è quello degli investimenti che rientra da parte del risparmio. Prego. Qua può andare avanti perché ci sono un po' animato, grazie. Allora, provo tutto quanto vi ho raccontato, provo a spiegarvelo in questo schema. Grazie. Allora, questo schema come si compone? Si compone di una parte grigia, la parte che viene chiamata la fase di pre-affidamento, cioè la fase che per le pubbliche amministrazioni è molto onerosa, nel senso che bisogna andare a ricostruire e più questa parte è fatta bene, ben strutturata, più ci sono le basi per una gestione corretta poi negli anni successivi. Perché, come ci siamo detti, il canone annuale si basa sulla spesa corrente della pubblica amministrazione, sugli edifici che sta mettendo a gara. In questo caso bisogna andare a verificare quanto realmente spende in termini di fornitura, di manutenzione e di esercizio. Su questo costo viene poi calcolato un risparmio di efficientamento energetico. Fondamentale in questa fase, poi lo vediamo, è già stato anche in parte anticipato, il termine di baseline. Cioè la baseline è l'atto più importante forse del contratto dopo il piano economico finanziario, perché per 15 anni o 20 anni è il punto di partenza per calcolare il risparmio energetico. Con tutto questo materiale si va in gara, materiale che, allora vi porto il caso di Regione Lombardia, ha avuto per 5 anni il territorio lombardo una fondazione Cariplo che ha consentito di supportare le pubbliche amministrazioni nella costruzione del contratto EPC da un punto di vista tecnico. Capite che non è stato un percorso facile ricostruire le bollette, ricostruire i POD, i PDR, i DVG e quant'altro. Passo al secondo step, l'affidamento di gara, dove abbiamo che cosa? Lo zoccolo di risparmio, che è quello che ci aiuta poi a pagare il finanziamento del soggetto terzo, e i canoni che devono essere pagati. Quindi poi arriviamo alla fine del contratto, dove alla chiusura del contratto, fase fondamentale quanto alla stipula, è verificare che il risparmio sia stato raggiunto. Okay? E quindi quel risparmio che è stato dichiarato in gara deve essere mantenuto. Vado velocissima perché mi stanno dicendo di chiudere. Prego. No, giustamente non ho controllato, scusate.
Che cosa? Questo possiamo anche saltarlo, che in parte ce lo siamo già detti. Gli svantaggi, volevo fermarmi su questo un secondo. Ci sono tanti vantaggi, perché vuol dire che l'amministrazione delega a un soggetto terzo a gestirgli il patrimonio per 15 anni. Capite che qualcuno potrebbe dire: bene, per la pubblica amministrazione ha meno lavoro. In realtà non è vero. Vi assicuro che un contratto di questa natura ha necessità di un controllo, quindi il lavoro cambia. Non si va sul campo a sistemare la caldaia, ma si lavora nel verificare che tutti gli elementi contrattuali vengano seguiti e considerati. Quindi c'è una crescita nel personale. Infatti, quando si stipula un contratto EPC, uno dei suggerimenti è proprio fare anche una formazione del personale nella sua gestione. È anche, altro tema già citato, il cogliere anche a chi utilizza lo stabile, in che contesto si trova adesso. Cioè, prendo l'esempio, la bidella non può, quando la scuola è chiusa, cosa che succede? Accendere tutte le luci a contatore, come se la scuola fosse piena, perché quello è un consumo extra, a parte del risparmio non viene considerato. Ma queste cose vengono tracciate, o non può alzare il termostato come piace a lei, perché la ESCO deve assicurare un comfort climatico secondo normativa. Quindi bisogna spiegare anche a chi utilizza gli edifici. Infatti c'è proprio anche un corso, viene definito un'attività di formazione, perché anche queste pratiche sono fondamentali. Vado subito spedita sui CAM, prego. Riferimento è il 12 agosto, il DM del 12 agosto 2024, lo trovate nel sito del Ministero. Abbiamo la baseline in formato Excel, prego, quindi potete facilmente scaricarlo. I CAM fanno riferimento, l'obiettivo dei CAM è la riduzione dei consumi, quindi il contratto EPC cade proprio a pennello, quindi ci siamo, efficientamento energetico, citano, sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, questo è un tema molto importante che vorrei affrontare, riduzione degli impatti e le emissioni climalteranti. Prego, le principali novità, perfetto, il CAM introduce la baseline, quindi la baseline, come vi dicevo, è l'elemento che mette le basi del contratto. La diagnosi energetica, altrettanto fondamentale. La diagnosi energetica deve avere tutta una serie di caratteristiche secondo la norma UNI. Questo per due motivi principalmente. Uno, perché secondo la norma UNI, ci consente, ci obbliga di fare un'analisi energetica dell'edificio utilizzando il consumo medio degli ultimi 3 anni antecedente alla stagione termica attuale. Quindi si ha, uno scenario abbastanza attendibile. Questa analisi, attraverso la diagnosi, facendo sopralluoghi, recuperando materiali, e non dico è un lavoro complesso nelle pubbliche amministrazioni, riuscire a costruire un modello energetico dello stato attuale dell'edificio, quindi capire dove sono le dispersioni e capire le potenzialità di intervento. Quindi nella diagnosi che deve essere messa a gara deve essere previsto per ogni edificio un scenario di intervento con un payback di ritorno. Questo consente di capire sulla totalità delle diagnosi quanto può essere l'investimento minimo che si mette a gara e di conseguenza l'importo dell'affidamento totale, quindi la durata e il risparmio energetico atteso dalla pubblica amministrazione che mette a gara. Ovviamente è un risparmio cautelativo, perché altrimenti se si mette un risparmio troppo alto poi non partecipa nessuno, quindi bisogna moderare molto questi elementi. Nella diagnosi ci deve essere già un ragionamento sul conto termico, sugli incentivi del conto termico, perché questo aiuta il concorrente anche nel piano economico finanziario che deve essere allegato in procedura di gara asseverato dalla banca. L'autoconsumo fondamentale, perché con la nuova normativa che abbiamo sulle catcher questa non è una novità, cioè se viene introdotto e previsto un nuovo impianto, parlo per semplicità, elettrico, quindi fotovoltaico,
quanta energia può essere autoconsumata da altri edifici. Quindi questi elementi vanno assolutamente affrontati. E poi abbiamo il monitoraggio dei contratti, quello che sono gli hardware. Perfetto, vado velocissima. In parte è stato già affrontato, prego. Perfetto, andrei su avanti, prego. Questa è la baseline, il famoso Excel che è tutta la giornata che ci stiamo raccontando. Vedete che abbiamo il codice edificio, l'indirizzario e tutta una serie di informazioni dimensionali fondamentali perché ci aiutano poi a normalizzare l'andamento e i consumi. Tenete conto anche che il CAM non ha tenuto in considerazione, ma ve lo volevo lasciare questo suggerimento. Considerate di mettere a gara un contratto EPC edifici accatastati, perché gli edifici pubblici non sempre sono accatastati e se non sono accatastati poi in fase di contratto dopo non si può accedere a certi incentivi, quindi forse una delle analisi è anche farlo fin da subito una ricognizione di cosa è accatastato e quanto no. Velocemente, quindi il concetto qual è? Che nel CAM, prego, nel CAM sia per il contratto di tipo elettrico che termico bisogna mettere che cosa? Dei parametri di riferimento, prego, là dopo, esatto, dei parametri fondamentali che è il risparmio minimo che la stazione appaltante chiede di raggiungere su tutta la totalità degli edifici e attenzione, se è solo di un contratto EPC per l'energia elettrica sarà solo per il settore elettrico e per il termico invece altrettanto. Se è un mix, cioè la somma dei due, potrebbe chiedere un risparmio complessivo. Questi sono un po' gli aspetti tecnici che di solito l'Energy Manager suggerisce alla stazione appaltante per rendere una gara appetibile, perché spesso queste gare, se costruite bene, partecipano 2 o 3 soggetti molto grossi, altrimenti il rischio è che vadano a vuoto, perché il rischio è molto elevato, perché stiamo parlando di investimenti anche di 3-4 milioni di euro, quindi per un soggetto privato deve avere una certa solidità. Il rilancio del risparmio energetico dal concorrente è l'elemento che gli fa, tra virgolette, vincere oltre all'investimento, oltre alle tipologie di interventi e quant'altro. Altrettanto è la quota di produzione extra di fotovoltaico rispetto al suo consumo che può essere elemento di beneficio anche per gli altri edifici che non sono magari nel contratto EPC. Prego, andiamo avanti. Sull'aspetto termico siamo molto allineati. Chiuderei con una slide, prego, fondamentale, poi magari le lasciamo anche, quindi senza nessun problema le potete guardare. L'ultima slide che direi fondamentale poi la fase di progetto esecutivo, che avviene dopo la fase di aggiudicazione della gara. Il progetto esecutivo deve contenere, il CAM lo richiede espressamente, tutte le schede tecniche specifiche coerenti con i CAM che all'interno troviamo nel documento citato. Deve avere un piano economico asseverato conforme agli interventi e deve avere tutta un piano di monitoraggio secondo la norma UNI. Vi abbiamo lasciato tutti i riferimenti. Questo è fondamentale, non è da sottovalutare perché più si lavora sulla baseline e sul monitoraggio correttamente e sui materiali che vengono utilizzati, più poi la strada per 15 anni o 20 anni può essere più spianata. Quindi ho provato, potrei raccontarvi tante altre cose, però mi spero di aver lasciato gli elementi salienti, nel caso restiamo a disposizione. Molto, molto interessante, molto tecnici anche questi interventi. Siccome poi cambiamo pagina, cambiamo capitolo, qualcuno vuole approfittare finché ha la testa sull'efficientamento energetico di fare qualche domanda ai relatori? Ecco. Forse noi come amministrazione stiamo cercando di farlo questo percorso e dopo un anno di tentativi ci siamo arresi, però diciamo che nel frattempo abbiamo costruito le basi, quello che diceva la dottoressa Geronimini, cioè abbiamo costruito le basi, nel senso abbiamo avviato il percorso per la certificazione ISO 50001 che abbiamo ottenuto e questo ci ha aiutato proprio a raccogliere tutti quei dati che sono
il presupposto per costruire un EPC. Speriamo che dopo aver fatto il primo passo con la certificazione riusciamo a fare il secondo e avviare anche noi questa avventura del partenariato per l'efficientamento energetico. Allora, le slide, educazione tecnica, sì, c'è un questionario di gradimento, visto che ci avviamo verso la fine, che vi chiedo di compilare e lasciare poi al banco della registrazione. Le slide che sicuramente qualcuno di voi vorrà, le carichiamo sul nostro sito della Regione Veneto, Acquisti Verdi, nella sezione, ci sarà la sezione dedicata a questi eventi e alle slide, e quindi ho chiamato, insomma, e vi teleguidiamo per recuperarle. Passiamo a un'altra pagina, perché abbiamo voluto insistere e mantenere una sensibilizzazione sul CAM eventi. Guardate questa bellissima sala che è stata trovata e che ci ospita oggi. Anche una riunione tecnica può essere fatta in un ambiente molto bello, cioè gli eventi sono di qualsiasi tipo, culturali, sportivi, tecnici, professionali, quindi sono occasioni che spesso sono accompagnate da un momento conviviale finale, come quello che ci aspetta dopo l'ultima relazione, e l'attenzione a come vengono gestiti è importante e misura anche l'impatto, soprattutto poi se gli eventi sono grandi. Sicuramente la nostra giornata di formazione non impatta, però magari qualche evento più significativo sì, e quindi il CAM degli eventi dà delle indicazioni. Prego Paolo. Prego, le slide. Ancora avanti, avanti, avanti. Ecco, parliamo di un decreto ministeriale del 19 ottobre del 2022, il 459, che viene applicato nel momento in cui, ad esempio, il Comune di Padova affida, attraverso una gara d'appalto pubblica, a realtà private l'organizzazione degli eventi cittadini. Quindi l'applicazione appunto di questi CAM è un'applicazione identica a tutti gli altri. Questi CAM hanno anche il vantaggio di poter essere, e in parte appunto lo sono, applicati anche da parte di realtà pubbliche per quel che riguarda l'erogazione di finanziamenti. Quindi ad esempio il Ministero della Cultura sta erogando dei finanziamenti per eventi cinematografici e richiede l'applicazione di criteri di sostenibilità molto simili ai CAM e una rendicontazione. Con ogni probabilità il bando dell'anno prossimo proprio prevederà l'inserimento dei CAM, quindi ci sarà un allineamento, diciamo, totale con i CAM. L'applicazione dei CAM può essere anche subordinata al rilascio, ad esempio, di patrocini o l'uso di suolo pubblico, per esempio. Quindi, diciamo, questi criteri possono avere anche un'applicazione che va oltre, diciamo così, le gare d'appalto e quindi l'affidamento attraverso gare, appunto, dell'organizzazione di eventi. Prego. Avanti. Avanti. Ecco, questi CAM sono inseriti all'interno, avanti, della riforma 3.1 del PNRR, quindi il PNRR ha spinto, per meglio dire, la scrittura e l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente, sempre attraverso appunto la costituzione di gruppi di lavoro di questi CAM. Avanti. Ecco, in termini di sostenibilità degli eventi in Italia, ad oggi noi abbiamo due metriche, due misure, due strumenti CAM, ma abbiamo anche una certificazione internazionale. I CAM sono propri nostri, italiani, e l'ISO 20121 invece è una certificazione internazionale che permette lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di gestione ambientale applicato agli eventi. La ISO 20121 è stata applicata la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici di Londra del 2012.
Proprio grazie all'applicazione di questa certificazione, gli organizzatori di quell'evento mondiale hanno fatto poi una serie di bandi per i vari fornitori. E avevano ad esempio richiesto che le stoviglie fossero sì monouso, ma tutte compostabili e biodegradabili, per meglio dire compostabili. Chi ha vinto quella gara? Ha vinto una gara a livello internazionale, una ditta di Sant'Orso, quindi in provincia di Vicenza, una ditta che prima appunto di darsi alla bioplastica, al monouso in bioplastica, produceva mollette in plastica. Azienda che chiaramente non poteva più affrontare la concorrenza dei paesi asiatici, e quindi ha deciso di cambiare completamente modo di produrre. Azienda veneta, azienda che oggi è un punto di riferimento a livello internazionale, non solo italiano, facendo queste scelte. Questo è un esempio concreto di green economy, di sostenibilità, poi possiamo dargli le definizioni che vogliamo, ma questo è effettivamente la concretizzazione anche a livello imprenditoriale di scelte molto, molto chiare. La ISO 20121, tornando alla ISO 20121, è stata aggiornata l'anno scorso in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Novità della ISO 20121 è la richiesta della rendicontazione delle emissioni di CO2 associata agli eventi. Quindi quell'attenzione alla rendicontazione che un po' abbiamo visto un po' in tutti i CAM, la ritroviamo nei CAM eventi come criterio premiante, ma la ritroviamo come elemento obbligatorio nella ISO 20121. Prego. Tornando ai CAM, noi abbiamo 23 clausole contrattuali e 13 criteri premianti, quindi rispetto ai CAM che abbiamo visto questa mattina, qui chi ha scritto i CAM ha voluto concentrare totalmente o quasi totalmente le richieste di sostenibilità, almeno totalmente per quel che riguarda gli elementi obbligatori, alle clausole contrattuali, che vanno quindi chiaramente verificate e garantite in fase esecutiva, quindi in fase di svolgimento dell'evento. Chiaro che io non posso progettare un evento con elementi di sostenibilità, realizzare un evento con elementi di sostenibilità se non lo progetto fin dall'inizio con elementi di sostenibilità, andando soprattutto chiaramente ad incidere sui fornitori associati a quel determinato evento. E qui, visto che ci rivolgiamo insomma, a dei tecnici, un grosso elemento, una grossa partita è giocata da quei tecnici che progettano ad esempio allestimenti con elementi di sostenibilità, quindi allestimenti sia accessibili ma anche appunto che abbiano degli elementi di sostenibilità come il legno FSC, come i materiali in metallo, alluminio, metallo riciclati, gomma, plastica riciclata, che si portano poi dietro le certificazioni che abbiamo visto per i CAM strade. Siamo abbastanza, cioè quelle sono certificazioni che di fatto possono toccare diversi ambiti. I contenuti di queste slide li ho già dette, abbiamo però 13 criteri premianti, quindi in totale abbiamo 36 criteri di sostenibilità che possono essere utilizzati, come probabilmente farà il Ministero della Cultura l'anno prossimo, per erogare finanziamenti agli organizzatori di eventi in ambito culturale e cinematografico. Prego. Questi CAM si riferiscono di fatto a tutte le tipologie di eventi, anche se il PNRR, la riforma del PNRR faceva riferimento esplicito agli eventi culturali, ma l'ambito di applicazione del decreto tocca dalle fiere a quelle che sono appunto le manifestazioni appunto internazionali. Dimenticavo che le Olimpiadi di Milano Cortina saranno certificate ISO 20121, quindi l'applicazione appunto dell'ISO 20121 anche per un evento di portata internazionale che tocca anche il Veneto. Prego.
Ecco, questa slide, diciamo, va un po' a riassumere i principali contenuti dei CAM. Il primo è tra le clausole contrattuali, tra gli elementi obbligatori, la nomina formale del responsabile della sostenibilità dell'evento, che quindi deve avere un curriculum, un'esperienza in materia di sostenibilità degli eventi che deve essere chiaramente verificata attraverso la richiesta da parte della stazione appaltante del curriculum. Progettazione di eventi per tutti. Qui è un criterio generale scritto in modo volutamente generale da chi ha scritto questi CAM, ma molto importante, perché un evento è sostenibile non solo quando riduce i propri impatti ambientali o etici e sociali, ma anche quando è accessibile a tutti. Cosa significa? Che l'accessibilità non deve essere vista solo per quel che riguarda l'accessibilità fisica, ma deve essere vista appunto nel significato più ampio del termine. Quindi chi progetta un evento sostenibile deve progettarlo tenendo in considerazione le diverse esigenze delle diverse tipologie di fruitori di quell'evento. Quindi, ad esempio, i CAM inseriscono come criterio premiante la possibilità di inserire all'interno dell'evento dei servizi dedicati a chi si reca con bambini a quell'evento, in modo tale che chiaramente anche quei partecipanti possano fruire al meglio dell'evento in questione. Poi chiaramente parliamo di elementi legati all'accessibilità alimentare, quindi esigenze alimentari dettate da motivi di salute, ma anche da scelte personali, rispetto dei diritti dei lavoratori e del lavoro. Qui è necessaria quindi l'inserimento in tutti i contratti di specifiche clausole di tutela appunto della salute, della sicurezza e della qualità e della tutela del lavoro in modo proprio obbligatorio. Le riunioni a distanza, quindi privilegiare il più possibile chiaramente riunioni che siano fatte online, alloggi vicini alla sede dell'evento, quindi scegliere alloggi per gli ospiti dell'evento che siano entro 1 chilometro di distanza dalla sede dell'evento. Se questo non è possibile, gli alloggi devono essere, le strutture ricettive per gli ospiti devono essere ben collegate al trasporto pubblico locale. Per quel che riguarda la stampa dei materiali, è necessario prevedere una riduzione il più possibile della stampa dei materiali, se non è possibile optare per la scelta di tipografie certificate o FSC o PFC, quindi che possono apporre sul materiale di stampa il logo FSC o PFC. Qui noi abbiamo una possibilità enorme che nel settore evento le stamperie certificate danno. Ormai si riescono a stampare addirittura in tempo reale i badge con le foto fatte in tempo reale per i partecipanti agli eventi con il logo FSC o PFC. Proprio il mercato di riferimento appunto anche per gli eventi diciamo, sostenibili conformi ai CAM sta dando delle risposte molto importanti. Allestimento, ecco qui sugli allestimenti appunto come vi dicevo grossa attenzione sui materiali, grossa attenzione ad esempio anche sui gadget. L'obiettivo è quello di gadget e premi di non prevederli se è possibile, o se non è possibile eliminare gadget e premi, fare in modo che i gadget abbiano comunque delle caratteristiche di sostenibilità o possano essere usati anche dai partecipanti anche dopo l'evento, cosa che per fortuna sta avvenendo sempre più spesso. L'ISO 20121 è un criterio premiante per gli affidamenti da parte di enti pubblici a organizzatori di eventi privati. Questi sono
eventi CAM particolarmente importanti che, diciamo, ad oggi, almeno sulla base di quello che sono le informazioni, i dati di cui sono in possesso, trovano una parziale applicazione ancora per quel che riguarda appunto gli affidamenti pubblici. Ad oggi però vi sono già alcune importanti buone pratiche a livello nazionale per quel che riguarda l'applicazione di questi CAM. Ad esempio il G7 che è stato organizzato in Puglia l'anno scorso dall'Italia, dal governo italiano, ha previsto l'applicazione dei CAM perché era una gara Consip affidata ai sensi del codice dei contratti, quindi affidata ai sensi dell'articolo 57,2 del codice. Quindi anche per un evento comunque caratterizzato da elevatissimi standard appunto di sicurezza è stato possibile appunto prevedere l'applicazione dei CAM. Pongono i CAM una grossissima attenzione anche nei confronti appunto della ristorazione temporanea e del catering, chiedendo una serie appunto di elementi di sostenibilità nella scelta appunto dei menù, biologico e prodotti tipici locali e prodotti provenienti dal commercio equisolidale. L'altro elemento molto importante è che obbligano l'organizzatore dell'evento a scegliere un fornitore di catering che si occupi del recupero del cibo non somministrato. Quindi il cibo non somministrato va dato, regalato ad realtà che operano nel territorio e che realtà di utilità sociale come le onlus e via dicendo, parrocchie e via dicendo. Anche questo è stato possibile ad esempio per quel che riguarda il G7. Quindi sono tutta una serie di elementi che chiaramente sfruttano da un lato elementi di sostenibilità, criteri di sostenibilità che sfruttano da un lato quello che è la forza degli eventi in termini comunicativi, ma anche quelli che possono essere effettivamente degli impatti che eventi, soprattutto eventi di grandi dimensioni, possono determinare a livello di impatto ambientale, ma anche appunto a livello di comunità che ospita quel determinato evento. Quindi i CAM eventi pongono anche un'attenzione su una serie di elementi di valorizzazione ambientale, sociale, ma anche economica anche dei professionisti, ad esempio, del territorio. Il criterio premiante dei CAM è l'avvalersi di professionisti del territorio, proprio o di collaborazioni con università del territorio o di neolaureati del territorio, a seconda chiaramente di quello che è il progetto di valorizzazione territoriale che il concorrente alla gara elabora. Questo è, diciamo, una trattazione, visto anche poi i tempi, molto concisa dei CAM, eventi che, ripeto, comunque stanno cominciando piano piano ad avere un'applicazione comunque importante, anche fuori dalle gare d'appalto pubbliche, che è anche un elemento comunque da considerare che caratterizza appunto questi CAM. Prego. Grazie Paolo anche di quest'ultima relazione. Se non ci sono domande, io farei la conclusione prendendo spunto dall'intervento del Presidente di Roberto Ciambetti prima, perché anche Paolo ci ha dimostrato concretamente che questa sensibilità verso l'economia circolare, la sostenibilità ambientale, la riduzione delle emissioni comincia a crescere sempre di più e il nostro territorio è pronto, a volte è avanti. L'esempio di Paolo che ci ha fatto dell'azienda vicentina che ha trasformato questi bicchieri sono loro. Che ha trasformato la produzione di mollette da bucato, giusto se ho capito bene, in posate
biodegradabili per gli eventi, questa dimostra la lungimiranza anche del tessuto del nostro territorio e anche le testimonianze che abbiamo avuto oggi, questa mattina, dimostra che c'è sensibilità in più da tutte le parti. Io spero che la giornata di oggi l'abbiate trovata utile, interessante. Noi continuiamo a sensibilizzare, a formare sia stazioni appaltanti che tecnici, imprenditori su questi temi, e se sapete, conoscete persone che possono essere interessate, abbiamo altre 2 tappe che ci vedranno in questa squadra, in questa formazione, replicare le stesse relazioni, ma in territori diversi, proprio per raggiungere un po' tutti. Saremo l'8 ottobre a Belluno e il 14 ottobre a Verona, quindi se ci fate un po' di pubblicità ve ne ringrazio.